E questa mattina Mirella a Sveglia Venete accoglie voi e gli ospiti. Abbiamo Carlo Garofanini, presidente Adico, Associazione Difesa Consumatori in presenza. Abbiamo collegato da Verona l'onorevole Flavio Tosi, coordinatore Veneto Forza Italia. Intanto grazie onorevole di essere presente. Perché l'ha accolta così, onorevole? E anche Garofanini. Prima perché a casa è tutta la settimana che li faccio vedere questi meravigliosi ragazzi, pensi onorevole, dai 12 ai 22 anni. A Treviso abbiamo questa orchestra meravigliosa, supportata da un privato che è un mio carissimo amico, boicottato da tutti perché fa le cose. Lei mi dica dove trovo un'orchestra con tutti questi ragazzi, dopo quello che sentiamo tutti i giorni di baby gang, di cattivi ragazzi. Più di 1000 ragazzi sono passati per questa orchestra meravigliosa, questa orchestra di musicisti veneti, e lui si trova isolato. Cosa ne pensa, onorevole? Poi sentiamo anche Carlo Garofanini, dove la politica dovrebbe intervenire, dovrebbe supportare. Sono questi i messaggi che noi dobbiamo dare per le famiglie, nelle scuole, per la comunità. Sono dei ragazzi meravigliosi, questi sono i nostri ragazzi, onorevole, e mi fa piacere che ci sia lei e questa mattina glieli ho fatti ascoltare. Prego, onorevole Tosi. Una domanda prima di tutto, sono di che provincia in particolare? Tutto il Veneto, da tutto il Veneto vengono. Ok, e normalmente dove si esibiscono? A Treviso. A Treviso, quindi sono ospiti del comune o di chi? Sono ospiti di questo privato che ha trovato questa struttura che si chiama Tullio Giacomini, è stato il primo anche a iniziare a dare ospitalità alla disabilità, primo in assoluto come cooperativa Quadrifoglio, forse lei l'avrà anche sentito nominare perché è veramente una persona che ha dato tanto, però io mi chiedo cosa aspetta la politica a supportare queste iniziative. Abbiamo fatto sold out, onorevole, ma le posso assicurare che di politici se ce n'erano uno e anche perché doveva assolutamente esserci, ma c'era il vuoto assoluto. Non pensa, onorevole, che forse siano questi i messaggi che aspettano anche i cittadini dalla politica, esserci, vedere, essere vicini a quella che, perché noi condanniamo sempre le famiglie, ma qui c'erano le famiglie, qui c'erano i ragazzi con le famiglie, c'era la comunità che si è stretta attorno alla Fondazione Banca dei Tessuti per capire l'importanza del dono. A lei la parola, adesso non la interrompo più, onorevole, perché so che deve anche andare via, ma anche Garofanini a fare delle domande. Vada, onorevole Tosi. Volevo solo capire, perché appunto immagino che, almeno conoscendo anche Mario Conte, sindaco di Treviso, che è anche un bravo amministratore, un bravo sindaco, penso che chiedendo ospitalità e vicinanza da parte dell'amministrazione comunale, immagino che il comune di Treviso una mano gliela darebbe volentieri. Insomma, non so che rapporti ci siano stati, se come abbiano interloquito, ma conoscendo Mario Conte, che appunto è un ottimo amministratore, credo che darebbe una mano volentieri a una squadra di ragazzi così giovani e preparati che appunto rappresentano il meglio della nostra gioventù. Vede, onorevole Tosi, non è dare una mano nel senso ti do il teatro quella sera oppure ti ascolto una volta all'anno. Il problema è che Tullio Giacomini aveva chiesto di riunire le associazioni culturali, di fare un tavolo tutti assieme per cercare veramente di coinvolgere le comunità, le famiglie, le amministrazioni. Niente da fare. Questo tavolo non riesce a farlo, era talmente arrabbiato, anche perché lo abbraccio tanto, sta facendo un percorso difficile, di più era presente quella sera, non riusciva neppure a parlare. Però è questo, capisce onorevole, che non è ti do il teatro, come ti avessi dato, penso che insomma sia anche nostro il teatro, cosa dice onorevole? Penso sia anche dei cittadini, no? Il teatro. Cioè non è che queste amministrazioni abbiano tutto privato per loro e per quando è chiedere qualcosa bisogna pagare o trovi tutto chiuso. Cioè quella che è la risposta a uno che fa del bene, che cerca di far capire l'importanza della musica, della cultura ai giovani, viene isolato. Ecco, è questo che non riesco a capire, ha capito onorevole? Perché di questa cosa non ha scritto una riga, i giornali non hanno scritto una riga. Se io non ero presente e non facevo vedere tutta sta meraviglia tutti i giorni, continuamente con un successo incredibile, che mi chiamano, Mirella mi raccomando, facci...
Cioè non ne parlava nessuno. Cos'è secondo lei, onorevole Tosi, che interessa alla politica in generale? Quella che non ascolta, no quella buona, perché c'è anche quella buona, quella che ci mette la faccia come lei anche questa mattina, ma sono pochi, glielo posso assicurare, perché quando chiedono vogliono il confronto, hanno paura del confronto a Sveglia Veneti, perciò la dice lunga su questo. Prego, onorevole. Dicevo che consideri però, allora io non so se una volta all'anno o più volte all'anno, perché poi appunto è un rapporto con l'amministrazione comunale, ma se il sindaco Conte mettesse a disposizione per un certo numero di serate all'anno la struttura del comune, non è che sia poca cosa, perché mettere a disposizione gratuitamente il teatro comunale significa per ogni serata qualche migliaia di euro spesi dall'amministrazione, quindi non è che sia una cosa così che la dai a chiunque e lo fai con chiunque, perché vuol dire che l'amministrazione, per dartelo, come è giusto in questo caso, gratuitamente, ci mette di suo qualche migliaia di euro per ogni serata, perché comunque il costo della struttura, il personale, la sicurezza, il riscaldamento, il rinfrescamento in base alla stagione, la pulizia, tutto quello che ci va dietro, gli steward, sono un costo di alcune migliaia di euro. Non so mica se era proprio tutto gratuito così, mi informerò, perché non ho voluto neanche informarmi su questa cosa, perché non volevo rimanerci male, perciò non mi sono proprio, perciò non so neanche se era tutto gratuito. Però, caro Fallini, cosa vorrebbe chiedere? Devo correre purtroppo all'onorevole Tosi dopo questa parentesi un po' piccante, diciamo. Prego. Beh, è un bel argomento, perché qua si parla di sensibilità e oggi tutto quello che non è sensazionalistico non è di interesse all'opinione pubblica. Oggi far politica e fare informazione ha cambiato rispetto a una volta. Oggi la devi fare sullo stomaco della gente, non lo puoi più fare su altri elementi, perché gli altri elementi non fanno più notizia, non rimangono. E oggi invece, di fronte a quello che anch'io ho imparato a conoscere, penso che se fossi un amministratore non ragionerei come spesa ma come investimento, perché oggi non può essere sempre il sensazionalistico, quello che va alla ribalta di cronaca con fatti purtroppo vergognosi che molte volte sono di degrado, di disinteresse, sono di stati di abbandono che spingono poi i paesi, le città sempre più a correre ai ripari e a subire quello che, come le baby gang hai accennato prima, ma tante altre situazioni, pensiamo allo spaccio e via dicendo, oggi stiamo subendo. Oggi bisogna cominciare anche a fare un ragionamento di speranza e soprattutto far capire che ci sono anche delle indicazioni che possiamo dare a queste persone che desiderano anche fare un cambiamento o intraprendere un percorso, perché ho la sensazione che troppe volte queste persone siano un po' lasciate da sole. Scopri sempre che c'è qualcuno che sapeva ma non lo ha detto, scopri sempre qualcuno che è venuto a saperlo ma non lo ha comunicato. Fermo. Che domanda vorrebbe fare Garofolini? Mi dà del tuo Garofolini, sì, perché veramente ci conosciamo da talmente tanti anni e faccio anche fatica. Invece l'onorevole Tosi, proprio come politica, cosa vorrebbe chiedere? Innanzitutto vorrei chiederle se è ufficiale che lei si proporrà tra i prossimi candidati alla Regione Veneto, visto che ancora non è chiaro questo secondo o terzo mandato a che punto sia rispetto a quelle che sono delle idee che hanno alcuni suoi colleghi, perché questo potrebbe essere anche interessante saperlo, e augurandomi poi che venga anche qui spesso a trovarla, visto che insomma il problema della politica oggi è non quella di fare una politica all'interno dei palazzi, ma capire come poter fare una politica per le strade ed incontrando la gente, perché oggi tu hai parlato di tavoli, però anche noi che lavoriamo nell'ambito del terzo settore, con le istituzioni non riusciamo a dialogare. Sentiamo come risponde l'onorevole Flavio Tosi. Ma allora, c'è ancora sul tavolo la questione terzo mandato, però diciamo è poco probabile per due motivi. Uno, perché il Parlamento, sia la Camera che il Senato, in aula e in commissione, si sono già espressi 3 volte su questo tema e per 3 volte lo hanno bocciato una maggioranza larghissima. 2, perché non è tanto una questione che riguarda il Veneto, dove comunque il Veneto, il centrodestra è vincente, perché il centrodestra è l'unica regione probabilmente d'Italia dove ha sempre solo vinto il centrodestra del Veneto, a prescindere dai candidati il centrodestra in Veneto vince,
mentre invece, siccome si voterà insieme anche alla Puglia, alla Campania, alla Toscana, ci saranno altre grandi regioni che vanno al voto in contemporanea, se tu concedi il terzo mandato a De Luca, a Emiliano, ai governatori del centro-sinistra uscenti. E quindi, in questo caso, concedi un vantaggio competitivo a dei candidati governatori, appunto, che sono quelli del centro-sinistra che governa quelle regioni, dove la partita sarebbe giocabile, perché comunque in Puglia talvolta ha vinto centrodestra, talvolta ha vinto centro-sinistra, lo stesso dicasi in Campania, e in Toscana, che una volta era considerata blindata e intoccabile, invece oggi tutti i capoluoghi di provincia, a parte Firenze, tutti i capoluoghi sono governati dal centrodestra. Quindi diciamo anche la Toscana oggi è contendibile. Quindi il terzo mandato, più per una questione, non tanto per una questione legata al Veneto, ma per le altre regioni oggi governate dal centrosinistra, dare il terzo mandato significa dare un vantaggio in una corsa che appunto per il centrodestra è giocabile ai candidati degli altri, perché sono in quelle regioni gli uscenti sono di centrosinistra. Quindi ecco, è improbabile che ci sia oggi il terzo mandato, qualora ci fosse, è chiaro che il candidato, come succede insomma di prassi, sarebbe di nuovo Luca Zaia, perché il governatore uscente viene sempre ricandidato. Non ci fosse il terzo mandato, che oggi è l'ipotesi di gran lunga più probabile per i motivi che ho spiegato, a quel punto ci sarà un candidato della Lega che deciderà Matteo Salvini, che potrebbe essere Mario Conte stesso che ho citato prima, potrebbe essere Alberto Stefani, il segretario regionale nonché sindaco, appunto anche lui espressione della Lega, potrebbe essere un esponente Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia è fortissima in Veneto, è la regione d'Italia dove ha il maggior consenso in assoluto, perché alle europee hanno preso il 37,5% Fratelli d'Italia, ed è la regione dove hanno preso di più all'interno del paese, e anche loro hanno diversi candidati spendibili, da il ministro Urso a Elena Donazan al presidente dell'ICE Zoppas, che non è di Fratelli d'Italia ma è di area centrodestra ed è persona qualificata e competente, insomma, fra l'altro nella provincia di Treviso è ovviamente molto ben conosciuto, fa parte di una grande famiglia industriale, e quindi dico, sono diversi. Forza Italia, Antonio Tajani ha espresso la candidatura del sottoscritto. Qualora appunto non ci sia il terzo mandato, saranno i tre leader, Salvini, Tajani, Meloni, a decidere per il Veneto, e lo decideranno considerando che ci sarà un candidato del Veneto di un partito, della Toscana di un altro, della Puglia di un altro ancora, cioè in un equilibrio complessivo voterà anche la città di Venezia. Ci saranno una serie di grandi città e di regioni che andranno a votare simultaneamente e si dovrà trovare un equilibrio complessivo a livello nazionale come centrodestra fra i candidati. Però in politica, la politica mai dire mai, onorevole, sì, mai dire mai in politica, sì, perché sì, veramente all'ultimo momento può succedere di tutto e di più, bisogna vedere nella bilancia come che pesi vengono messi, dare per avere. Però la mia domanda è anche questa, onorevole. Forza Italia che riesce a superare la Lega. Avrebbe mai immaginato, anche in pochissimo tempo, forse un Tajani moderatore, un Tajani che si pone come magari molti ex leghisti volevano e si sono orientati verso Forza Italia? Cosa ne pensa? Il suo traghettare in maniera diversa e anche mettendoci sempre la faccia. Prego, onorevole. Prima è stato detto giustamente che oggi molta politica si fa parlando alla pancia dell'elettorato, quindi insomma estremizzando e cercando anche spesso lo scontro. Tajani ha un modello diverso, un modello direi antico, ma positivamente antico di fare politica, ovvero sia un modo moderato, pacato, educato, garbato. Lui le cose le dice ma senza appunto mai offendere nessuno e neanche la controparte politica, e dice quello che pensa in maniera molto seria e precisa, e direi che ha un modo di fare che piace, perché appunto è un modo di fare di una politica di altri tempi, che però appunto era secondo me la migliore, perché appunto non era quella che andava a grattare la pancia all'elettorato, non era estremista, non era insultante, non era quella che devi trovare il nemico a tutti i costi e con cui confliggere. E questo modo di fare di Antonio Tajani, che fra l'altro è anche persona di grandissima competenza e spessore, perché ha un curriculum da un punto di vista delle cariche e dei ruoli di governo, è stato commissario europeo, presidente del Parlamento europeo,
ministro, vice premier e quant'altro, quindi ha una grandissima esperienza di governo e ha un modo di fare secondo me che sta, per questo c'è questa crescita di Forza Italia rispetto ad altri partiti del centrodestra, perché invece quel modo di fare lì, io penso al Veneto, siamo sempre stati abituati alla Democrazia Cristiana per qualche decennio, poi a Forza Italia che ne ha preso le redini, e la Lega, prima maniera, che era anche quella di Bobo Maroni per capirci, che anche la Lega di Zaia, di Conte, insomma, di un modo di fare politica moderato, alla fine quel modo di fare politica secondo me per una parte di elettorato è ancora il modo di fare politica più apprezzato. Tajani ha quel tipo di figura, di immagine, ossia una figura di una persona che può piacere secondo me a molta parte dell'elettorato, quello di buon senso, quello che non urla, quello che non insulta, quello che appunto non cerca il nemico a tutti i costi, ma che è una larga fetta di elettorato. Sentiamo Garofalini cosa vuole chiedere, come commenta le parole dell'onorevole Flavio Tosi. Ma mi stavo chiedendo perché quando si parla di politica e di candidati bisogna sempre pensare a un politico come candidato e non, per esempio, adesso mi viene in mente di dire una cosa che può essere anche una provocazione, perché non una persona del terzo settore che sia un po' estraneo agli ambienti, ai salotti della politica, ma che sappia ragionare con le persone, con i lavoratori e con le famiglie in difficoltà. Noi per esempio come Adico lavoriamo da 35 anni a contatto esclusivamente con le famiglie e le persone in difficoltà. E come ho detto prima, non c'è interazione con le istituzioni o con gli enti e che manca completamente l'orientamento e il supporto a tantissime realtà che sono per lo più nostrane. Allora dico, non è il caso di pensare anche alla politica in termini diversi, mettendola a disposizione del cittadino e non isolandola all'interno dei palazzi, rivolgendola sempre a quelli che sono degli interessi imprenditoriali per lo più, oppure interessi che magari possono essere sempre a volte si pensano un po' di casta, visto anche un po' le varie situazioni rimaste un po' in sospeso in Italia ancora da risolvere, vedi i taxi, vedi le licenze demaniali e quant'altro. Ma si può pensare una politica a disposizione del cittadino e immaginare questi palazzi aperti al cittadino e vedere questi candidati che tornano sui luoghi di lavoro, sui capannoni delle fabbriche e vadano a incontrare queste famiglie, vadano per i banchi della solidarietà, a capire oggi che con uno stipendio da 1.300 euro al mese, per esempio, i giovani non possono andare a vivere da soli, uscire dalle famiglie, che una famiglia se non hanno due redditi e non gli entra un certo importo non possono fare figli, che i single non ce la fa a mantenere gli anziani. Noi come Adico in questi giorni stiamo trattando persone anziani e single che vivono da soli, non ce la fanno a fare la spesa, a pagarsi le bollette perché devono pagare i loro genitori che sono sulle case di riposo o hanno la badante. Garofalini, devo aprire una parentesi rivolgendomi a Luigi che ieri ha chiamato in diretta onorevole Sveglia Venneti, 93 anni, da Montegrotto Terme, dice abbandonato a se stesso, è da solo, piangeva quasi, aiutatemi. Questa mattina ho chiamato Luigi il sindaco, te lo dico, Mortandello, che ha risposto immediatamente. Ha detto che assolutamente adesso capisce cosa sta succedendo, il caso però è conosciuto, ecco, volevo anche dirlo ai telespettatori perché hanno chiamato anche in diversi per dire come possiamo, Mirella, aiutare questo uomo, siamo a disposizione. Capisce, onorevole, che il mondo della solidarietà si apre sempre al primo accenno di difficoltà, specialmente se sono bambini o diversamente giovani. Prego, onorevole. Ma allora, dopo io mi scuso ma come sapete vi devo lasciare. Però rispetto a queste due osservazioni, diciamo che la sua narrazione di questo fatto è una risposta sostanzialmente, perché appunto ha chiamato il sindaco e il sindaco si è messo a disposizione per appunto cercare di risolvere questo problema, che è quello che normalmente fa la politica a mio avviso, perché i sindaci vengono eletti per risolvere i problemi della loro comunità, dal problema minore, la buca sulla strada, il lampione che non va, un problema di raccolta differenziata anziché di erba da tagliare, ai problemi sociali, quindi all'anziano in difficoltà, alle famiglie in difficoltà. I sindaci questi lo fanno abitualmente e non è che tutta la politica non lo faccia, perché appunto il governatore Zaia è un governatore che va
alle feste, va alle sagre, va a visitare aziende, è uno che sul territorio ci sta e quindi ha consapevolezza di quelli che sono i problemi del Veneto. Poi nulla toglie che un candidato del terzo settore possa candidarsi alla presidenza della regione, perché comunque le elezioni sono assolutamente libere e uguali per tutti, perché si raccolgono le firme per presentare le liste a livello comunale come a livello regionale. Se un candidato, chiunque esso sia, se si organizza, raccoglie le firme, presenta le liste e si candida a governatore, può essere del terzo settore, può essere un imprenditore. I partiti candidano chi ritengono di candidare come partiti. Io nei nomi che ho fatto prima ho citato il nome di Zoppas come un nome di un grande imprenditore che è prestato a un ruolo neanche politico, perché il presidente dell'Istituto del Commercio Estero è un ruolo più tecnico che politico, ma è una figura appunto che ha una grande capacità imprenditoriale e oggi per ricoprire ruoli come sindaco di una città, come governatore, devi comunque avere un'attitudine manageriale, perché vai a gestire, nel caso sia di una città che della regione Veneto, vai a gestire una grande azienda molto molto complessa e quindi serve questo tipo di profilo. Ognuno deve fare il suo mestiere, detto molto sinceramente. Come ci saluta, adesso, onorevole? Vi saluto, vi ringrazio e magari la prossima volta conto di stare collegato un po' di più, perché purtroppo stamattina fra 20 minuti ho un convegno al quale devo essere presente. Ma pillole di politica vanno bene più di tanti discorsi a volte. Le pillole forse fanno capire molto meglio. Grazie onorevole Flavio Tosi di essere stati con noi e buon lavoro. Allora sentiamo il nostro Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Mi dispiace di non poter domandare a Tosi per cosa che sei onorevole del cosa. Per cosa? Perché bisogna chiamarlo onorevole. Mia è patria, che ho 2 anni, ho fatto 2 anni di militare, non sapendo 10.000 euro al mese come i generali, 90 franchi al giorno, 90 lire, va bene, negli altri tempi. Volevo una fine a 76 anni per mantenermi, va bene. Ho avuto 3 fiori, non li ho mai messi sugli asili dello Stato. Ho sempre pagato tasse e non sono onorevole. E oggi, se lavora, mi fa il po' del mestiere, non a gratis o partite bravi, per i soldi, per chi mangia con pischeria, chi sappa. Il capa 15.000 euro al mese, lui sappa 800 euro al mese, come si dice il direttore, questa persona qua, questo direttore, e dice le parole giuste. Quello che ha detto il direttore è verità, è da aiutare la gente, non quello che vuol dire più. E poi si levanta tanti ministri con il 9% dei voti. Su 100 persone te ne ha votato 9 e ti sei ministro. Ma cosa ti dici che ti ha messo il popolo? Sto imbroglio che fa, nel senso che si unisce a partiti che hanno il 9 e il 10%. Ma dove siamo arrivati? Anche il 2 e il 3, sfortunatamente per noi altri. Grazie al nostro Rinaldo da Venezia di aver chiamato e ha fatto le riflessioni come tutte le mattine. Allora, lei ha detto una cosa importante, Garofolini, ha detto bisogna dare risposte alle famiglie, bisogna dare risposte ai lavoratori. Io l'altra sera ho sentito un signore, poi un imprenditore oltretutto, che ha detto non credo a questi stati Istat, 6 milioni di poveri, i conti non mi tornano, perché vedo tanta gente che percepisce anche dei redditi non lavorando, allora mi domando il numero. Forse non ha capito che i poveri sono anche quelli che lavorano, che nonostante lavorino e anche con 2 stipendi non riescono ad arrivare alla fine del mese. Io ne so qualcosa perché forse tocco con mano quella che è la realtà. Vede che ci sono 2 angolazioni che ancora qualcuno non riesce a capire chi è povero, perché il povero viene visto come quello che non lavora, che non fa niente, che non ha voglia di far niente, mentre non è così. Lei è la testimonianza, Garofolini. Effettivamente è così, cioè il povero, che a volte magari anche chi lo è non ha il coraggio di dirlo perché purtroppo abbiamo sempre questa dignità che vogliamo salvaguardare, ma la difficoltà che le famiglie hanno di arrivare a fine mese, la difficoltà che ha i single di arrivare a fine mese, la difficoltà che hanno gli anziani di arrivare a fine mese è una difficoltà che coinvolge tutti in vari modi, perché per vari modi ognuno ne è direttamente coinvolto, ma quello che appare evidente che c'è questa proprio lontananza di una politica svolta nei palazzi
rispetto a quella che è una realtà quotidiana che i cittadini stanno vivendo. Adesso accenderemo i riscaldamenti, arriveranno le bollette del gas, e già sta aumentando il gas, già è appena iniziata la scuola, quindi per chi ha figli già è partito un salasso, ma noi per esempio in questi giorni stiamo partendo con un'iniziativa legale nei confronti della regione per richiedere i soldi che le famiglie hanno speso per indigenti di Parkinson, perché è venuta fuori una sentenza della Cassazione che hanno stabilito che nelle case di riposo non sia in regime alberghiero ma in regime di assistenza sanitaria, e per questo non è giusto che se ne facciano carico le famiglie. Cosa vuol dire questo, senza entrare nel merito di ciò? Ci siamo mai chiesti come si possa mantenere un anziano su una casa di riposo quando una casa di riposo ti chiede 3.000 euro al mese? E magari l'anziano è in casa di riposo, la moglie che sta bene è a casa da sola e non ce la fa a pagarsi le bollette, hanno una pensione che anche se è dignitosa e anche se viene integrata e anche se ci sono contributi, comunque non ti resta niente da vivere. Perché oggi si parla di badanti, ma si dice che una badante al mese portata in casa dandogli vitto e alloggio ti costa più, per una famiglia ti costa più di 2.000 euro al mese? Più dello stipendio. Fermo Garofolini perché abbiamo Roberto da Salzano, se no mi cade la linea. Vai Roberto. Buongiorno. Buongiorno. E grazie per la trasmissione. Volevo collegarmi a quello che sta dicendo il suo ospite, che sono cose importanti. Volevo collegarmi a quello che sta dicendo il suo ospite, sono cose molto interessanti, ma volevo parlare di noi italiani. Noi italiani ci siamo seduti, ascoltiamo e non facciamo più niente. È cambiato il governo, ma non è cambiato niente. Ossia, questo governo, prima delle elezioni, aveva promesso le cose interessanti. Prima di tutto, se guardiamo bene, avevano detto che cancellavano come si chiama, quella sulla pensione, la legge, mi ricordo più il nome, dovevano portare i pensionati ad andare via a 61-62 anni, adesso invece si parla di aumentare e portarla a 69 anni. Qualcuno aveva detto che nella benzina e nel gasolio si dovevano eliminare le accise, invece in questo momento si stanno parificando. Vorrei dire a tutti gli ascoltatori, e ne dico io sono una persona normale, tutti gli italiani, che noi stiamo perdendo le cose essenziali. Ossia abbiamo dei politici che sono allontanati da noi in maniera esponenziale. Poi vorrei parlare anche dei sindaci. Io tempo fa ho parlato con il sindaco del mio paese, che ritengo anche una brava persona, il quale continua sempre a dire che vengono tagliati tutti da quelle cose che vengono date ai comuni, ma non ho mai visto qualche sindaco o qualcuno che faccia una dimostrazione. Allora avrebbero il potere di dimostrare che i soldi che hanno non bastano, perché vengono fatti tantissimi tagli anche ai comuni. È logico che poi non c'è più la possibilità di dare una mano ai cittadini. È facile dirlo, come ho sentito Tosi, che i comuni hanno la possibilità di aiutare i cittadini, ma se non ci sono i soldi come fanno ad aiutare i cittadini? Ha capito? Noi ci stiamo allontanando in maniera spaventosa da quella che è la forbice tra la politica e tra i cittadini. Grazie Roberto, molto chiaro. Devo correre perché devo andare anche in pubblicità, ma Roberto merita una risposta. Prego Garofolini. Beh, rispondo con un esempio. Oggi le famiglie per arrivare a fine mese stanno rinunciando alla prevenzione, a curarsi e alle visite private, perché quelle già pubbliche sono praticamente inaccessibili per le tempistiche. Cosa significa ciò? Che mentre c'è una politica che si preoccupa dei bilanci, mettiamola così, dall'altra scopriamo che mancano i servizi, e i servizi per lo più vengono sempre più richiesti a pagamento. E mentre da una parte vediamo dei servizi che aumentano di costo e vengono diminuiti in termini proprio di agevolazioni, dall'altra vediamo il fiorire di centri privati. Oggi stanno fiorendo dei pronto soccorso privati quando i nostri sono diventati pressoché inaccessibili. Allora, c'è un problema di medici o c'è un problema di servizi, di stipendi, di costi? Ma tornando prima a Tosi e tornando prima anche al concerto, questa è la dimostrazione, quando io dico che c'è una politica lontana dai problemi della gente, che non è a contatto con la realtà e con i problemi della realtà. C'è un problema di
far quadrare i conti e c'è un problema che oggi le famiglie non arrivano più a fine mese, gli basta un imprevisto, una bolletta, un conguaglio, un'assicurazione, una rottura della macchina e vanno già in crisi i bilanci familiari. Ora, quando dico perché non pensiamo di mettere una persona che non sia un politico ma sia uno per esempio del terzo settore, sensibile alle tematiche, alle problematiche, non è una questione di scelte, perché oggi fare politica è diventata una casta e soprattutto si ha la sensazione che devi essere anche un benestante per poterne accedere, perché uno che lavora in fabbrica o che lavora nel terzo settore non ha la possibilità di farsi campagna elettorale, andare in giro con i banchetti, raccogliere le firme, ma chi è candidato ha la possibilità, una volta che riceve il mandato, di scegliersi le persone con cui condividere gli obiettivi e far parte di una squadra. Perché queste persone non ci sono mai? E noi ci ritroviamo sempre ad assistere dallo schermo o dai titoli dei giornali, quello che è un modo di fare politica che, torno a dire, lontano dalla gente. Però Garoffolini, non è neanche vero tutto quello che lei dice, perché ci sono delle persone che si candidano. Prendiamo ad esempio la lista del sindaco. Tu parli a livello comunale. A livello, io parlavo a livello comunale. Iniziamo a livello comunale. Allora, sì. Io mi candido, ci credo, sono una lista anche importante, mi impegno economicamente, perché a livello locale devi impegnarti economicamente, e riesco a prendere anche dei bei voti, dei voti che mi danno speranza di riuscire ad arrivare anche assessore. Poi il sindaco decide, perché qualcuno chiama, che l'assessore, che magari lui aveva anche in lista e poteva coprire l'assessorato, non può essere perché qualcuno ha chiamato e arriva una persona che non è stata votata, che nessuno conosce, su ruoli che magari non sono anche competenti. Allora il cittadino dice: ma scusa, io ho votato la persona, questa persona mi piaceva, questa persona si era anche impegnata economicamente e se riesce a fare il consigliere comunale. Capisce che tutte queste pillole, come ho detto prima, politiche, danneggiano. Perché non si va più a votare? Che numero abbiamo che va a votare? Prego Garoffolini. Sì. No, anzi, fermo Garoffolini, devo andare in pubblicità. A pubblicità. Siamo con Carlo Garoffolini, presidente Adico, Associazione Difesa Consumatori. È venuto a salutarci anche l'onorevole Flavio Tosi, coordinatore veneto di Forza Italia, ma aveva un impegno, è stato qua fino a 5 minuti fa. Allora Garoffolini, in merito a quello che ha detto Roberto e quello che dicevo io prima della pubblicità, prego. Sì, a livello comunale questa cosa può anche funzionare in modo diverso. Io ti dicevo comunque prima a livello regionale, perché partecipare a una campagna regionale devi essere diverso, anche benestante di tuo, e già questo ti fa capire un po' la scelta dei candidati. Ma già a livello comunale si potrebbe fare qualcosa, perché è inutile che ogni volta che c'è un problema ci si riconduce sempre a un sindaco e come colui che deve risolvere il problema. Allora, dobbiamo partire da una realtà. Oggi la realtà è il nostro tessuto sociale, di cui gran parte delle famiglie, delle persone che vivono da soli, degli anziani, eccetera, si trovano a dover condividere, si trovano a convivere ogni giorno. Allora, quali sono le difficoltà? La prima cosa, io devo creare dei servizi, non devo dare soldi e bonus, io devo creare servizi. Che servizi posso dare? Possono essere assistenziali, per esempio, o possono essere per esempio di altro genere per quelli che veramente fanno fatica a arrivare a fine mese o sono lasciati anche da soli. Dove sono le famiglie lasciate da sole? È chiaro che devo cercare di operare affinché queste persone non si isolino ancora di più. Ma dove ci sono degli ammalati, dove ci sono delle persone che non arrivano a fine mese, è chiaro che io non posso fargli pagare 3.000 euro di una retta o 2.000 euro di una badante, e non posso credere che con una pensione, con un accompagnatorio di 500 euro ti ho risolto i problemi della vita. Qual è il problema oggi da risolvere? Continuo a costruire alberghi costringendo una famiglia a spendere 3.000-3.500 euro al mese per mantenerti la persona? No, probabilmente devo fare in modo che, come c'è una politica di edilizia rivolta come l'ERP e PEP alle persone meno ambienti, devo pensare anche che esistono questo tipo di soluzioni o avere questo tipo di scelta. Oggi perché le persone non si curano più? Perché una visita ti costa 200 euro, se devi fare una riabilitazione migliaia di euro.
tempo. Se vado al pronto soccorso ci sono dentro 2 giorni, se non ho un codice rosso, se vado dal privato mi operano e mi visitano subito. Allora c'è qualcosa che non va? Certo che c'è qualcosa che non va, lo abbiamo di fronte a noi ogni giorno quel qualcosa che non va. Allora come si può intervenire? Allora io dico, dal momento che vedo che il privato sta spingendo a creare pronti soccorsi privati, è chiaro che l'ospedale pubblico non va. Perché l'ospedale pubblico non va? Perché non ci sono le sale operatorie, non c'è personale, perché i servizi sono stati ridotti, gli ospedali sono stati accorpati, le unità sono state centralizzate? Sì, perché oggi ci sono un sacco di ospedali rimasti chiusi. È chiaro che... Per non parlare delle case di comunità. Certo, oggi rischi di avere un problema, andare a un pronto soccorso e ti dicono qua non c'è l'ortopedia e devi andare ad un altro ospedale. Cioè, Livio da Padova, vai Livio! Mirella, ciao. Ciao. Un saluto al rappresentante dei consumatori. Dunque, chi è che tutela un cittadino che deve aspettare un anno per fare una determinata visita e molto spesso deve ricorrere alla sanità privata perché non può aspettare tutto questo tempo? Chi è che lo tutela? Non c'è nessuno? Dobbiamo solo subire? Questa è purtroppo l'amara realtà. Grazie. Prego Garofolini. Sì, ma attenzione, parliamo di sanità come visite private, ma parliamo di dentista, parliamo di prevenzione, parliamo di oculista, se parliamo di sanità, ma anche dove una volta il cittadino andava a fare tagliando una volta l'anno la macchina, oggi la porta ogni 3 anni, dove io cambiavo le gomme una volta ogni 50.000 km, adesso non le cambio più. Cioè il problema, la difficoltà si ripercuote in tantissimi ambiti della nostra vita. Poi sono uscite anche delle importanti delibere circolari che se un ospedale pubblico non è in grado di garantirmi la visita pubblica nei termini previsti, posso andare privatamente e chiedere un rimborso. Ti sfido ad assolvere la pratica. Già quelli che lavorano in ospedale fanno finta di non saperla o non la conoscono, perché funziona così, capito? Dove oggi abbiamo una società che è un disservizio vivente, perché dove non c'è un interesse economico, non c'è interesse né dalla politica né dal mondo dell'imprenditoria a far sì che questa funzioni, è chiaro che il cittadino la subisce. Un ragazzo di 26 anni che vive con la famiglia e oggi dicono è un bamboccione, no, perché un ragazzo che prende 1.300 euro, come fa a pagare su un mutuo magari una rata della macchina e andare a vivere da solo, cioè, o un affitto? Gli restano 600-700 euro al mese. Allora c'è qualcosa che non va. Ci sono degli stipendi per caso rimasti al palo da 20 anni? Probabilmente sì. C'è una classe imprenditoriale che probabilmente non valorizza come dovrebbe i suoi dipendenti o è troppo concentrata a non far pagare le tasse agli autonomi per chi prende meno di 85.000 euro? Probabilmente sì, perché queste sono le cose che sono accadute. Ma non le sembra, Garofolini, che forse siamo ormai alla frutta perché hanno svenduto il paese, hanno svenduto quello che erano i nostri fiori all'occhiello, le nostre aziende, i nostri artigiani, nel silenzio totale, perché è troppo comodo dare la colpa sempre all'ultimo che governa. Noi dobbiamo andare oltre a questo, guardare cosa è successo in tutti questi anni. Eravamo la 4ª potenza mondiale, avevamo il mondo dell'artigianato che tutti ci invidiavano, questo Made in Italy che adesso ancora qualcuno sta cercando di dire che c'è, che funziona. Sono nicchie, sono perle, pillole, ma alla fine il paese è stato svenduto o no? E come? E da chi? Dalla politica non di sicuro, da noi abbiamo sempre fatto il nostro lavoro, abbiamo cercato di lavorare, ma com'è possibile nel 2023 che arrivava licenziamento per SMS da sera alla mattina? Multinazionali che da anni e anni non pagavano le tasse in Italia e portavano via tutta questa meraviglia di aziende che avevamo. E poi qualcuno aveva il coraggio di dire perché da soli non si riusciva ad andare avanti, bisognava fare squadra. Ma con chi dovevano fare squadra? Più di cercare di aiutarsi se stesse le aziende, investire nell'azienda, non aiutati neppure, e qua scusi Garofoli, neppure dalle associazioni di categoria che invece di farsi i grandi palazzi con quadri e tavoli da migliaia di euro forse dovevano investire più su questi artigiani che o lavoravano adesso, o rimanevano in ufficio. Prego Garofolini. Adesso ci inimichiamo tutti, così abbiamo chiuso in bellezza.
Ma allora, purtroppo noi abbiamo un brutto difetto, che siamo dimenticone, parlo in generale. Allora c'è stato qualcuno che in politica ha fatto i famosi scudi fiscali per impatriare capitali che dall'estero provenivano in Italia, non facendogli pagare tasse, perché ci hanno fatto credere l'enorme bufala che l'avrebbero investito presso l'azienda in cui operavano. Questa è la politica che abbiamo a contatto con la famiglia o le persone in difficoltà. Politici che hanno detto: ah, tu hai milioni di euro all'estero, aspetta, come li hai fatti? Non ha importanza, portali in Italia, paghi il 4% di tasse e ho la speranza che li investi sulla tua azienda, ok? Per dirti la sensibilità che hanno, e sono persone che ci hanno rappresentato fino a ieri. Andiamo avanti con la saga. Ma a te è mai venuto in mente di dire oggi chi voto? Aspetta, cominciamo a eliminare il meno peggio e vedere chi mi resta, perché non riusciamo più ad identificarci su qualcuno. È come il gioco, cominciamo a togliere questo no per un motivo, questo no per un altro, questo no per un altro, e scopri che non hai più qualcuno in cui veramente porre fiducia e credere per un futuro migliore, perché, come ho detto all'inizio, è una politica fatta solo di slogan e di pubblicità, e non è fatta di esempi, non è fatta di scelte, non è lungimirante, non ha un piano di sviluppo, un piano di energetico. Ma poi concludo così, proprio mettiamo la ciliegina sulla torta. Noi abbiamo sportivi di 20 anni che prendono 30-40 milioni di euro all'anno e hanno la residenza a Monte Carlo, e io devo lavorare per rispondere al Signore quasi 44 anni, e forse dovrò farne 49 se arriva a 69 anni di età, per andare in pensione e magari prendere chissà cosa. Allora, viviamo in un paese dove i milionari, i miliardari, se pensiamo alle lire eccetera, si fanno la residenza a Monte Carlo per non pagare le tasse, noi quali li veneriamo come dei dei, e non pagano le tasse, e noi invece siamo qui che non arriviamo a fine mese, che ci lamentiamo, che siamo disperati, che siamo precari, che non abbiamo servizi, che non abbiamo sanità, che non riusciamo a pagare gli anziani, non riusciamo a procreare, che abbiamo un tasso di natalità che si abbassa, un sistema pensionistico che non sappiamo più cosa garantirà, una politica fatta di, io dico anche attori, perché a questo punto casta è anche ma di cosa parliamo oggi quando tu dici non mi hanno mai invitato ai tavoli? Ma neanch'io. Io non ho mai partecipato a un tavolo, credo, forse negli ultimi 15 anni, perché non ti invita. Chi opera in un certo modo e ha un contatto con la realtà e vive nella quotidianità dei problemi delle persone, delle famiglie, eccetera, questi non vogliono sentirseli dire. Sì, però Garofalini, il problema è che non bisogna abbassare la guardia. Allora, il problema è che non invitino la Mirella non è un problema, perché tanto io ho le telecamere e dico quello che penso e quello che vedo, e vedo che la trasmissione è seguita di più, e anzi fanno i complimenti. Il problema è che vengono colpiti quelli che non riescono a difendersi, e sono i più fragili, sono volontari. Ieri si parlava del SIS, questa tremenda burocrazia che dobbiamo iniziare a mandare in regione, non riusciamo a capire dove vogliono raggiungere l'obiettivo, numeri, ma chi guarderà questi numeri? Ma sono i numeri o l'obiettivo è capire la qualità dell'associazione? Perché con i numeri non si va da nessuna parte. I numeri possono andare bene quando cerchi di dare anche di chiarire una finanziaria che nessuno vuole toccare, perché i numeri, quelli che potrebbero metterli, non li mettono, però nessuno li tocca, né centro-sinistra né centrodestra, guai assolutamente. Capisce che delle volte anche il mondo del volontariato, lei dice il terzo settore, i fondi del PNRR erano nati per il terzo settore prevalentemente, poi li hanno deviati da un'altra parte. Allora capisce che quando lei ha chiesto a Tosi come mai non una figura del terzo settore, perché il terzo settore non fa audience, il terzo settore non è l'obiettivo che vuole raggiungere la politica, perché sono troppi, sono tanti, avrebbero un peso diverso da quello che è la direzione politica. Questa è la verità, Garofalini, prego. Sì, allora ricordiamoci che il Veneto in particolar modo è una regione che si sostiene grazie al terzo settore e alle associazioni, perché ricordiamo che oggi l'aiuto che dà il terzo settore, il sostegno che danno le associazioni in tutti gli ambiti della vita è fondamentale, e la maggior parte delle volte va a sopperire
proprio quel tipo di servizio che dovrebbe dare la politica o le istituzioni o i servizi esistenti, perché se oggi abbiamo dei malati e abbiamo delle persone che ti portano a curarti, ti riportano a casa, che ti occupano nel tempo libero, che ti impegnano nella giornata, che si prendono cura di te dopo gli interventi, che danno una mano, magari accompagnano, che ne so, i bambini a scuola che camminano a piedi perché non utilizzano in qualsiasi ambito. Comunque il terzo settore è importante, ma il terzo settore non vuole essere adesso un problema. Io voglio dire che l'importanza di questa politica sarebbe quella di cominciare a cogliere quelli che sono gli elementi concreti che nella vita quotidiana noi siamo abituati a rapportarci, le famose difficoltà di pagare una bolletta, la difficoltà di pagare un affitto, la difficoltà di pagare una rata di mutuo e non arrivare a fine mese, un imprevisto di una persona che si ammala, ma anche di uno studente che va a scuola, o che ne so, di un animale domestico se un anziano vive da solo e se ne prende cura. Cioè gli imprevisti, le diversità sono tantissime nella vita di oggi, ma nella maggior parte delle volte sono lasciati in balia. Ricordiamoci che se una volta il nostro tessuto sociale comunque veniva aiutato dagli anziani, dai nonni, i nipotini venivano portati dai nonni e i nonni ti aiutavano comunque a prenderne cura e anche ti sgravavano. Oggi abbiamo gli anziani che sono subentrati in aiuto ai figli per pagarsi il mutuo, figli che magari sono finiti in cassa integrazione, hanno perso il posto di lavoro, il papà gli ha fatto da garante sul mutuo e con una pensione da 900.000 euro ha dovuto subentrare a pagargli il mutuo perché a suo tempo gli ha fatto da garante per aiutarlo a comprarsi un appartamentino o una casa. Quindi tutti questi problemi bisogna cominciare a riordinarli e ad affrontarli, e già avere un contatto con questi problemi probabilmente ti fa scendere di qualche rampa di scala, e già iniziando a confondersi con quelli che sono i problemi delle persone ti aiuterebbe molto. Chiudo. Io per decenni ho visto politici venire a fare la campagna elettorale nei capannoni, nei consigli di fabbrica. Ti posso anche dire che negli ultimi 10 anni non ho più visto nessuno, perché oggi sono tutti concentrati su tutto tranne su quelle che sono le realtà lavorative, la difficoltà dell'imprenditore a fare l'imprenditore, la difficoltà dell'operaio ad arrivare a fine mese, i stipendi rimasti a palo. Senta Garofalini, non le sembra però che purtroppo le esigenze che hanno le famiglie, la classe media che è sparita, ormai abbiamo i poveri e i grandi ricchi, e questi grandi ricchi pochi hanno l'economia nelle loro tasche, nel silenzio assoluto di tutti. Non le sembra che forse bisognerà che qualcuno intervenga? Perché non si può andare avanti così, io lo dico tutte le mattine, bisogna dare risposte, perché se le risposte non arriveranno, e qua parlo del terzo settore potrebbe anche ribellarsi, perché quando uno non solo l'acqua alla gola, ma quando sta sommergendoti cerchi di tirare fuori la testa e di fare almeno l'ultimo respiro. Ecco, forse questo la politica l'ha sottovalutato. E cos'è che la preoccupa di più in questo inizio di autunno che non dicono, e quello che invece voi sapete come associazione consumatori? Probabilmente quello che hai detto tu è un po' la chiave di questa cosa. Il fatto di non organizzare tavoli, metterli a confronto, forse è anche un modo per impedire a questo terzo settore di coordinarsi tra di loro. Allora, bisogna smetterla di fare una politica dando dei bonus a settori, e bisogna cominciare a fare una politica rendendo strutturale quelli che sono gli interventi. Ora, se io ho una persona che non sta bene, devo sapere come comportarmi, devo avere l'insegnante di sostegno a scuola, devo avere un aiuto, che ne so, per comprarmi una carrozzina se non riesco a comprarla, devo avere la possibilità che se non ho un monovolume, porca miseria, sto bambino con la carrozzina mi venga a casa. Se l'anziano deve andare su una casa di riposo, ci deve essere qualcuno che mi aiuta con un pulmino a portarlo lì. Non è possibile che se io oggi sto male e ho bisogno di un aiuto devo chiamare un'ambulanza privata e pagarla se non è un codice rosso. Adesso dico delle stupidaggini. Allora,
Io non so quale sarà l'andamento di questa politica nei prossimi anni, però certamente vedo che ci sono delle persone molto rassegnate e questo non è un bel segnale, perché io dico anche un'altra cosa: chi ha interessi sa sempre chi e cosa votare. Il problema è la maggior parte delle persone sfiduciate, come ho detto prima, che non votano più. Il non votare più e lasciare le cose così permette a questi signori, che sono sempre meno e sempre più potenti, a poter scegliere per te. E purtroppo questi lo fanno, nella maggior parte delle volte, curando i loro interessi. Io te lo dico chiaro, mi sentirei che se il presidente della Zoppas in mezzo, adesso se è brutto che dica così, mi comporti così, io dovevo dirglielo magari prima a Tosi, per carità Tosi, quando era in diretta eccetera, ma non è che mi incoraggia, perché l'esempio dell'imprenditore in politica come esempio auspicio di una persona che mette a disposizione le proprie competenze per poter migliorare le cose, l'Italia l'ha avuta per decenni e non mi sembra che abbiamo fatto questo gran salto di qualità, senza entrare nel merito di nessuno. Allora dico, mi va benissimo la persona competente, conoscitore dei meccanismi, che capisca, il professore di turno che abbia la conoscenza giusta, non so, io immagino un assessore della sanità che non sia una persona che ha fatto un liceo scientifico, come abbiamo visto in governo in passato, ma che sia un dottore di una pubblica amministrazione che fa da 30, su un pubblico ospedale che fa da 30 anni turni e che si è fatto la gavetta e ha lavorato e si è messo a disposizione per i pazienti, no un professore universitario magari bravissimo oppure uno che ha fatto una scuola qualsiasi, perché da una parte il tecnico va bene, ma se tu non hai il contatto con le persone, con le famiglie, io vorrei farti veramente vedere quando le persone vengono in ufficio da noi all'Adico per qualsiasi cosa, un ratio condominiale, una bolletta, come ti ho detto prima, un conguaglio, una tassa, un'iscrizione all'università del figlio, un costo di una riabilitazione, se parliamo di queste cose, un preventivo di un dentista che ti chiede 11.000 euro per sistemarti i denti, eccetera. Vedere come sono disperati e per lo più vengono anche accompagnati dai figli, nipoti, mamme, perché magari, che ne so, e tu non è che hai la bacchetta magica all'interno di questi cilindro, cioè è lì che io vorrei queste persone venissero a dare delle risposte e capire come poterle aiutare. Allora sentiamo l'ultima telefonata per questa prima parte, siamo con Tamara. Ciao Tamara. Ciao Mirella. Ciao. Ascolta Mirella, volevo chiedere una cosa. Allora, sai la mia storia, io ho mio papà che ha l'Alzheimer e purtroppo per fare la fisioterapia o le visite mediche dobbiamo chiamare come si chiama delle macchine per trasportarlo perché ha la carrozzina e dobbiamo pagare 50 euro ogni 2 mesi che ce lo porta proprio le visite o la fisioterapia. Però io dico, chi ha la pensione bassa o chi non ha il reddito, il comune non può aiutare queste persone qua con difficoltà. Guarda, noi abbiamo litigato, sono andata io a parlare con l'assistente sociale per capire come dobbiamo fare per avere una macchina o un pulmino non gratuito, che venga pagato dal comune in modo per trasportare mio papà a fare le visite o la fisioterapia, perché non è possibile che ogni 2 mesi dobbiamo tirare fuori 50 euro per portarlo a fare la terapia o le visite mediche. Ciao Mirella. Allora, hai fatto bene a Tamara a sollevare il problema, perché è quello che dico tutti i giorni, ormai tutte le mattine, Garofolini. Noi non sappiamo cosa abbiamo nel territorio. Io ieri, Tamara, avevo l'Auser. L'Auser fa questo servizio. È supportata, anche perché l'ha detto anche il Presidente, hanno i pulmini per prendere queste persone e portarle dove serve portarle. Tamara non lo sa. E qua parliamo di volontari. E qua parliamo di volontariato. Allora, se Tamara non lo sa, quante Tamare non lo sanno? Certo. Perché non c'è questa informazione, visto che sono le associazioni maggiori che abbiamo nel territorio? Stiamo parlando di Auser,
non dell'ultima della classe. Capisci che non c'è la catena che unisce, perché come dice lei Garoffolini c'è qualcuno che vuole tenere diviso, perché se do l'informazione ho risolto il gioco. Invece il gioco è fatto da puzzle che sposto, che metto, che tolgo, che inserisco, ma così non funziona perché danneggiamo le fragilità. Come ci saluta Garoffolini? Io posso solo salutarti sperando di ritornare e parlare anche, di dare un po' di speranza, perché oggi, tornando appunto all'orchestra che ha aperto la puntata, questo ci deve far riflettere e dare speranza, perché non possiamo pensare di trovarci perennemente dentro un tunnel e non immaginare che ci sia una luce in fondo a questo tunnel. Dico che in questo momento siamo dentro il tunnel, lo siamo, non capiamo ancora quanto è lungo, però spero che ci sia la speranza di vedere la luce. Non la colgo in questo momento, ma non la posso neanche abbandonare, perché le persone devono capire che insomma una soluzione alle cose c'è. Bisogna resistere. Bisogna resistere e cercarla. E non è facile cercarla, però ci sono i mezzi per farlo. Internet, se utilizzato in maniera corretta, può aiutarci, e chi non è capace di farlo si faccia aiutare, perché per queste cose, per le ricerche, per le comparazioni, per queste situazioni particolari ci possono aiutare. Oppure farsi accompagnare da voi alle vostre associazioni per dare delle risposte. Grazie a Carlo Garoffolini, Presidente Adico, Associazione Difesa Consumatori, di essere stato con noi. Pubblicità. Altri graditi ospiti abbiamo in presenza Riccardo Vendramini, assessore al comune di Mansuè, politiche giovanili, manifestazioni popolari, scuola, cultura e turismo. Vendramini, chi ne ha più ne metta, buongiorno, buongiorno. Saluto anche da Milano la dottoressa Fulvia Siano, Presidente Nazionale Associazione Perseo. Buongiorno dottoressa, grazie anche a lei di essere qui. Buongiorno, partirei proprio con lei allora, dottoressa Siano. Sì. Cosa sta succedendo e dal suo osservatorio cosa sta vedendo in merito alla sua associazione? Allora, diciamo che vedo sempre peggio, se devo dire la verità. Allora, intanto volevo, magari per chi non ci conosce come associazione, come realtà, spiego veramente molto velocemente chi siamo e cosa facciamo. Perché poi insomma la situazione è sempre peggio. Siamo un centro antiviolenza che lavora oltre il genere, quindi siamo uno dei rarissimi, perché potrei veramente dire molto rari, centri antiviolenza che si occupa di tutte le persone che non possono accedere ai centri antiviolenza femminili. Quindi stiamo parlando di disabili, anziani, gay, transgender, stiamo parlando di minori non accompagnati e poi di tutta quella fascia di persone di sesso maschile che non hanno assolutamente accesso ai centri antiviolenza maschili e femminili, scusate, quindi non hanno nessun tipo di tutela. Cioè tutte queste persone che ho nominato, torno a ribadire, non hanno le stesse tutele, senza nulla togliere ovviamente alla lotta contro la violenza sulle donne, però quando le dico che quello che vedo è un netto peggioramento, glielo dico perché vengo ormai chiamata da tutta Italia, quindi tutta Italia, per situazioni molto gravi di persone che non hanno tutele. Per esempio sono stata chiamata per persone anziane, un signore di 80 anni che è stato segregato a dormire in garage con il freddo dalla moglie e dalla figlia, perché sostanzialmente volevano ottenere l'assicurazione, evidentemente speravano che morisse il prima possibile. Ho purtroppo giovani che vanno in ospedale stalkerizzati, vittime di violenza, anche picchiati, a cui non parte per esempio il codice rosso, quindi non sono tutelati. Codice rosso che è per tutte le vittime di violenza. Vorrei ricordare che la legge è strutturata bene, cioè vorrei ricordare che la legge cerca di tutelare tutte le vittime senza distinzione. Però purtroppo ad oggi succede ancora che se una di queste
categorie di persone è di sesso maschile, le leggi poi sostanzialmente non vengono applicate, e questo secondo me è molto grave. Sono stata contattata anche da un assistente sociale, o meglio diversi assistenti sociali che mi chiamano per minori maschi che non possono trovare per esempio tutela o case di accoglienza, così come per esempio le possono trovare le minorenni femmine. Torno a ripetere, senza nulla togliere al fenomeno della violenza sulla donna, però c'è una parte sommersa, c'è una parte enorme, una fetta enorme di persone che non trovano le giuste tutele, e questo continua a essere così, e continua a essere così perché mi riaggancio anche a quello che diceva prima. I soldi non sono ben distribuiti, i fondi pubblici e i bandi sono solo ed esclusivamente per le donne vittime di violenza. Non esistono bandi pubblici che parlano per esempio di minori bullizzati, stalkerizzati, oppure di minori vittime di maltrattamenti in famiglia, non solo da padri ma anche da madri, perché molto spesso ci si dimentica che anche le madri sono in grado di compiere maltrattamenti in famiglia, e non è, tra l'altro, non sono casi nemmeno poi così isolati. Dottoressa Siano, ma non è che questo problema ha delle radici molto profonde, perché noi continuiamo a dividere la società tra maschi e femmine, tra ragazzi e ragazzi, tra bambini e bambine, e non riusciamo a usare la parola persone, che io cerco di usare. Si fa fatica a usare la parola persone. Già bisogna mettere sempre l'etichetta a un diversamente agile, come li chiamo io, perché la parola disabile mi fa orrore. Bisogna mettere le etichette. Abbiamo iniziato con dei nomi che facevano rabbrividire per chiamare queste persone invece di chiamarle per nome e cognome, e ancora adesso non riusciamo a guardarli con gli occhi che dovremmo guardarli, come persone. Verissimo. Ecco, allora assessore, qui abbiamo l'assessore più giovane, mi sembra, che abbiamo nel territorio, si chiama Riccardo Vendramini, assessore al comune di Mansuè, con tante voci di assessorato, però la persona forse giovane che abbia anche una certa sensibilità, lo dico io, un'altra parola che si usa poco, per farla sedere su poltrone importanti, che è il sociale, che è un mondo a 360 gradi e che molte volte non riesco, forse la politica, quella che dovrebbe intervenire e capire quanto delicato è questo sociale, questo terzo settore, e non riusciamo a capire perché non trova le persone sempre giuste, al posto giusto, competenti. Prego, assessore Vendramini. Prima di tutto, se me lo concede, vorrei ringraziare la signora per il lavoro che fa e in generale tutte le associazioni, perché per esempio noi a Mansuè abbiamo diverse associazioni, anche ieri sera ero con una che si occupa appunto del sociale, del ludico, cerca di coinvolgere i ragazzi che magari sono chiusi in casa, e senza queste persone non riusciremo a fare appieno il nostro lavoro, perché noi siamo un sindaco, 4 assessori e 4 consiglieri di maggioranza. Non siamo tantissimi e non riusciamo a essere 24 su 24 sul territorio, in tutti i centimetri quadrati del territorio, e queste associazioni ci hanno una grandissima mano e ci mettono al corrente delle difficoltà che possono avere le persone, come ha detto la signora, la dottoressa, ci mettono al corrente di situazioni, e noi a quel punto potremo agire e provare a fare il meglio possibile. È vero, trovo riscontri su quello che ha detto la signora, che a volte viene fatto un soggetto di serie A e un soggetto di serie B, a volte si considera magari la bambina più a rischio del bambino, quando la signora ci porta l'esempio del fatto che anche i bambini possono essere vittime delle cose che ha elencato, il bullismo o comunque violenza, e vanno attenzionate tutte le categorie, bambini, adulti, anziani, sicuramente quelle più fragili prima di tutto, ma con particolar voce a qualcuno. E come parlavamo prima, non è sempre facilissimo, perché magari a volte da parte di qualcuno che vive quelle situazioni c'è anche la vergogna magari di palesarsi. E prima di collegarci parlavamo con Mirella
su quanto la privacy, in realtà la questione privacy mette dei paletti a noi, posso dire istituzioni, perché se non viene il familiare, la persona che ha il diritto di dire queste cose, noi non possiamo venire a conoscenza di alcuni fatti, addirittura se veniamo a conoscenza magari per sentito dire o così non possiamo intervenire perché ci chiedono ma lei dove è venuto a sapere questa cosa? Quindi sì, anche Scusate quello... perché mi sta arrivando un messaggio che il centralino non funziona. Anche Sono sempre mette occupato, vabbè. Qualche bastone tra le ruote, insomma, e rinnovo le mie congratulazioni a queste persone che si mettono a disposizione per le comunità. Ecco. Allora, dottoressa Siano, però il sociale deve avere le carte in regola, nel senso che deve essere ascoltato. Io dico tutti i giorni, ricevo non solo in diretta ma anche le telefonate nel mio cellulare oppure anche nelle mail di persone che hanno bisogno veramente di essere supportate non solo economicamente, anche con l'ascolto. E si parlava prima con appunto l'assessore Vendramini, questo ascolto non può essere fatto dai servizi sociali anche nei piccoli paesi perché i numeri non tornano, sono in pochi, non ci sono le risorse, se vai negli uffici trovi chiusi perché o sto in ufficio o esco, però queste sono persone disperate che hanno bisogno di aiuto. Cioè io non riesco a capire, dottoressa, lei è collegata da Milano, ma se è così nel paese, pensiamo nella grande città cosa succede? Perché è facile dire il paese chiamo il sindaco, bene o male riesco a trovare subito un'associazione di volontariato, oppure chiamo Sveglia Veneti e lo dico in diretta così Mirella si attiva, ma come funziona nelle grandi città? È una disperazione? Prego. Una grande disperazione, Mirella, perché quello che non si riesce a capire, ok, è che sostanzialmente, come dicevo prima, una marea di persone non viene ascoltata, perché se lei prova a pensare e immaginare che se io sono un minorenne, un ragazzo giovane, un gay, sono un disabile, un anziano di sesso maschile e chiamo anche solo il 1522, ok, non danno assolutamente nessun aiuto a queste persone. Quindi che cosa succede? Succede che la nostra linea telefonica, che è un numero unico, riceve telefonate letteralmente 24 ore su 24. Cioè il nostro operatore riceve telefonate anche alle 4 del mattino, anche alle 5 del mattino, di notte, di giorno, 7 giorni su 7, ed è gravissimo questo, sa perché? Perché noi non siamo un servizio pubblico, siamo un'associazione privata che è nata per dare ascolto, supporto psicologico. Io sono una psicologa clinica e giuridica, quindi questo va detto perché io lavoro sul campo. Non mi sveglio la mattina e mi invento delle storie. Io queste storie le seguo e le seguo da un punto di vista psicologico e da un punto di vista legale, perché nell'associazione abbiamo addirittura i legali che ci aiutano, perché poi la maggior parte di queste situazioni vanno a finire nei tribunali e intasano tra l'altro anche i tribunali, tenendo conto che poi c'è un'equipe, non ci sono solo io, c'è un'equipe di psicologi pronti a dare supporto psicologico, ma sono persone, storie che vi posso assicurare, se volete basta che ve ne racconto anche solo una e vi si accappona la pelle. 3 settimane fa, a settembre, sì, 3-4 settimane fa, siamo stati invitati su Canale 5 alla trasmissione delle 9 del mattino insieme a un nostro associato che è un signore disabile che ha avuto 100 giorni di prognosi perché è stato buttato giù dalle scale dalla ex moglie. Ok? E il codice rosso, Mirella, per questo signore è partito ma solo a metà. 100 giorni di prognosi, un signore senza una gamba da quando aveva 16 anni. E quando le dico che è partito a metà, sa perché è partito a metà? Perché è maschio. Ed è vero questo, succede questo lì fuori. Ma secondo lei, dottoressa, allora qual è l'obiettivo? Perché non si riesce a capire se vuoi veramente aiutare o se hai bisogno di una figura femminile, anche piccolina, per avere visibilità, perché fa tenerezza. Fa tenerezza la donna quando vuoi e serve, può fare anche tenerezza, e facendo tenerezza e dando a lei visibilità
riesco a avere anche la mia visibilità. E basta vedere anche nelle giunte, basta vedere anche, non so, nella sua quante quote rosa ci sono, e per fortuna che la legge ha fatto sì che ci siano le quote rosa, sino anche la figura femminile non sarebbe stata valutata. Poi all'improvviso scoppiano i femminicidi. Allora con i femminicidi si apre un altro mondo per la politica. No, bisogna intervenire. Bisogna intervenire e ancora si mette l'etichetta. Cosa dice dottoressa Assiano? Sbaglio? O non so se è caduta, che non la vedo più la dottoressa. La vedo, ecco. No, perché non la vedevo. Allora, dottoressa, non riesco a capire dove vogliono andare a parare, perché alla fine poi i nodi vengono al pettine. Cioè il problema è che non riusciamo a trovare le soluzioni e la giusta pena, la certezza della pena, né per quanto riguarda la figura femminile né per quanto riguarda quella maschile, e tantomeno per i ragazzi. Allora, assessore Vendramini, com'è la situazione? Perché a sto punto allora basta vedere anche ieri cosa è successo. Braccialetto elettronico, è arrivata la segnalazione, l'ho fatto in tempo perché l'aveva già uccisa, l'aveva già ammazzata di botte, di tutto e di più. Allora, cosa si può fare secondo lei, assessore? Voi, lei è giovane, ecco, i giovani cosa possono fare per far capire anche a chi di dovere che bisogna avere un ascolto diverso con una certa sensibilità? Cioè non è la casa che mi mette al sicuro, non è la residenza o il posto di lavoro, è la comunità tutti assieme che deve mettermi al sicuro, che deve guardare con occhi diversi la fragilità in quel momento. Prego. Io quello che ho notato anche nel nostro piccolo è che probabilmente a causa della politica che è stata fatta negli ultimi anni si è formata una sorta di gerarchia per la quale i cittadini a volte non si sentono ascoltati. Appunto il tema dell'ascolto è importante da chi sta al di sopra, e questo l'ho visto, non voglio andare fuori tema, ma banalmente su quello di cui mi occupo tutti i giorni. Devo sentire delle persone, l'asilo, l'associazione, il cittadino, e magari li chiamo anche di venerdì sera, di sabato, di domenica, quando posso. Comunque adesso ho iniziato anche l'università e quando mi chiamano sono disponibile. E io parlo con queste persone, poi al telefono mi dicono: bene assessore, adesso siamo d'accordo, a che mail posso mandarle, a che ufficio devo chiamare per sistemare queste cose? Faccio: ma con me? Lei sistemi, io faccio sistemi queste cose e poi mi chiami subito. Mi fa: ma come? Sono le 11:30 di sera. Faccio: ma guardi, se vuole fino all'1 sto su. Se mi chiama io rispondo e fa: ah, ma sicuro? Ma lei è assessore? Io faccio: come? Ho dato il mio numero e mi chiami, se domani domenica ha bisogno mi chiami. E questo per dire che quando rispondo in questo modo la gente rimane stupita, è sorpresa e dice: ma non è... Ma vede assessore, io gliel'ho detto prima, lo diciamo anche alla dottoressa Assiano, io non devo essere fortunata a trovare l'assessore, il sindaco sensibile, io devo avere quello che mi aspetta di diritto. Sono un cittadino che paga le tasse e devo avere quello che mi aspetta di diritto per quanto riguarda sia l'amministrazione che per quanto riguarda la scuola, e tutto quello che io pago per avere il diritto di avere delle risposte che non arrivano, perché i numeri non li abbiamo per dare queste risposte. Abbiamo la fortuna di avere Vendramini, ma se non ho Vendramini cosa faccio? Dove vado? Prego, è questo che manca, la risposta e l'ascolto. Prego, dottoressa Assiano. Affinché vengono stanziati fondi e soldi solo ed esclusivamente per alcune categorie, e i numeri, mi spiace ma lo dico veramente con grande fermezza, e i numeri vengono gonfiati continuamente solo appunto per far convogliare soldi dove vogliamo, è più che normale che poi rimane sostanzialmente una fetta di popolazioni completamente fuori dalle tutele. Questo vale per tantissime cose. Lei prima mi parlava dei femminicidi, i numeri dei femminicidi sono gonfiati, non lo dico io, le basta andare a vedere, fate una ricerca su internet, ci mettete 5 minuti, nei numeri dei femminicidi inseriscono anche le donne morte di morte naturale, le donne uccise da altre donne, le donne morte, scusi dottoressa, lei ha detto una parola, ha usato mettono, un verbo metto, voce verbo metto. Chi è che mette questo? Sostanzialmente le agenzie che danno poi i numeri. Per esempio, se va sul sito di Non Una di Meno, che sono praticamente questi centri antiviolenza, quelli molto forti ovviamente, non i piccoli,
non i piccoli e virtuosi, parliamo di quelli che danno numeri molto ampi e che quindi poi vanno ad ampliare le statistiche. Guardi che ci mette 2 minuti, va sul sito di Non Una Di Meno e va a vedere il PDF dove sono inseriti i numeri dei femminicidi. Sono inseriti, guardi che chiunque può andare su internet e vedere questi dati, non sto dicendo niente di trascendentale. Ci sono cause di morte naturale. Quindi se no, aspetti dottoressa, no, perché sta dicendo una cosa veramente grave e importante. Assessore Vendramini, come commenta quello che ha detto la dottoressa Siano? Naturalmente non posso parlare in merito di questi numeri perché non ne sono a conoscenza e c'è già in televisione tanta disinformazione, quindi mi limiterò a fare un'osservazione sempre inerente sulla informazione. Purtroppo ho visto che sempre di più nei social, nei giornali si cerca il titolo e non l'informazione in sé. Non do tutta la colpa a chi crea i titoli, perché chi crea i titoli lo fa per vendere e se vende vuol dire che è l'acquirente che è interessato a quel tipo di informazione. E se è vero quello che dice la dottoressa, io penso che sia perché vogliono appunto che la gente si scandalizzi, legga, dopo ne parla, ma poi magari a volte entro incuriosito su un articolo perché vedo un titolo che secondo me è fuori dal mondo, poi entro nell'articolo e non c'entra niente col titolo, c'è scritto tutta un'altra cosa e se è così è veramente triste, ma è quello che secondo me chiede il lettore. Anche io parlo per il mio settore, quando ero in campagna elettorale magari mi criticavano, mi facevano un'osservazione e io dicevo sì, ok, adesso se hai 10 minuti ti spiego. E fa no, io non parlo di politica, non mi interessa, quindi cercano l'informazione del titolo, vero o falso che sia, l'importante è che faccia scalpore, che faccia notizia, poi però molti non sono interessati a scavare su l'informazione effettiva che c'è dietro quei numeri. Quella corretta. Dove è scritto in piccolino che dovresti leggere tutto l'articolo. Quindi che io scrivo 100, 200, 1000, no, anche se poi dopo scrivo nell'articolo sì, però questi sono morti di... Non lo legge molta gente, si ferma al titolo di 1000. Il titolone. E poi magari nell'articolo non è che questi mentono, scrivono dopo tutto dentro. Ma magari lo leggo io, magari lo legge lei, magari lo leggono altre 10 persone, ma non i 60 milioni che siamo di cittadini. Allora sentiamo come commenta la dottoressa Siano, ma anche alla mia domanda, è vero non saranno tutti questi numeri, però ogni giorno ormai da diversi mesi sentiamo che una donna viene uccisa o massacrata dal marito o dal compagno. Soprattutto quello che veramente mi impone di riflettere è che quasi sempre ci sono dei figli, dei bambini che assistono. Pensate che traumi, e di questi non ne parla quasi mai nessuno. Ecco, si parla sempre della figura, delle due figure, marito, moglie, compagno, compagno, e poca i figli. Secondo lei, dottoressa Siano, dovrebbero essere anche molto più attenzionati? Sono traumi che non passeranno mai? Dalla sera alla mattina si vedono crollare il mondo addosso in un'età difficilissima e fragilissima. Ecco, perché non se ne parla? Chi è che si prende cura? Ecco, come vengono supportate queste creature, queste fragilità, specialmente se poi sono anche diversamente agili? Prego. Come vengono supportate? Abbiamo la connessione che va e viene. In realtà dei fatti, lavorando io per i tribunali, cioè io torno a ripetere, sono una psicologa giuridica, quindi sono immersa, no, in quello che lei mi sta dicendo. La realtà dei fatti è che la vera tutela del minore non c'è una vera tutela del minore. E torno a ripetere, fate attenzione che il maltrattamento in famiglia, il maltrattamento assistito, cioè quindi i minori che vedono la violenza molto spesso viene agita da entrambe le parti, sia da padri sia da madri, e molto spesso purtroppo sono proprio i minori che non vengono tutelati adeguatamente. Perché? Perché c'è una visione molto adultocentrica, cioè vuol dire molto più centrata sull'adulto, cioè che non sul minore e sul bisogno del minore.
Questo è molto grave, perché poi questi sono bambini che man mano che crescono e un domani diventeranno degli adolescenti e poi dei giovani adulti, si portano dietro dei traumi talmente grossi che poi sono traumi che vengono agiti, cioè chi commette violenza non si sveglia la mattina e di punto in bianco comincia a essere o aggressivo o aggressiva. Va bene? Sono persone che a loro volta hanno vissuto le violenze, le hanno fatte loro e poi le agiscono. Quindi la spirale della violenza non potete pensare che si può bloccare quando ormai è in essere. Bisognerebbe andare a fare prevenzione rispetto a chi appunto questa violenza l'ha subita. Non è una giustificazione, però attenzione, perché torno a ripetere, la violenza è qualcosa che si apprende in famiglia. La violenza, un ragazzo o una ragazza che diventa bullo o bulla, ok, che fa violenza su altri, e questo non è un giustificativo, però è una violenza appresa, è qualcosa che già vede in famiglia, non solo la vede, molto probabilmente la subisce anche. Allora bisognerebbe andare a lavorare sull'humus, bisognerebbe riuscire a fare dei programmi per aiutare le famiglie quelle meno, come dire, che hanno meno strumenti. Però il problema nasce anche da quello che diceva prima Mirella: i servizi sociali non hanno questi strumenti, sono pochi, non hanno tutti i fondi necessari, lavorano sempre tirati, no? Cioè, è vero, chiami e non rispondono, o perché sono impegnati, o perché non ci sono, o perché sono pochi. Cioè, quindi se parliamo del sociale, poi nella realtà dei fatti sono proprio le piccole associazioni in Italia, no? Che danno una mano. Però provate a immaginare, cioè, non è facile per esempio accedere a fondi, non è facile perché devi sempre attaccarti sostanzialmente alle donazioni delle buone persone che ti danno una mano, ma da un punto di vista istituzionale non è che arrivi tutto questo grande, come dire, tutta questa Secondo grande... lei, dottoressa Siano, questi fondi che dovevano arrivare anche col PNRR per il terzo settore, e qua mi piace perché parlano di terzo settore a 360 gradi, se vogliono spiegare anche dove volevano indirizzarli, che poi sono stati deviati, nonostante si sa benissimo che quello che serviva prima di tutto era il servizio alla persona, i servizi alla persona. Invece si sono concentrati più sul cemento, su strutture, sapendo benissimo che non c'erano i numeri di persone da mettere all'interno poi di queste strutture. Hanno eliminato ospedali perché erano lontani, pochi, per creare queste strutture, queste nuove strutture che sono là, belle, nuove, ma vuote assolutamente. Non le sembra, Assessore, che qualcuno ha deviato in maniera proprio a 360 gradi, mentre la realtà è un'altra? C'è una popolazione che invecchia, che ha bisogno di risposte. La scuola ogni volta che a settembre parte non ci sono gli insegnanti e ogni volta i stessi problemi nel trasporto, con gli insegnanti di sostegno. Poi chiediamo se ci sono, perché ci sono le baby gang e poi vediamo le risse in Parlamento, questi sono genitori, compagni, non è che siano fuori dalla realtà. Pensate l'esempio da dove viene. Oppure anche si critica molto la magistratura, ma la magistratura applica le leggi che vengono fatte in Parlamento, o sbaglio? Perché i giudici applicano quello che è stato legiferato. Allora, cioè, la magistratura deve funzionare solo per il cittadino, se è buono o cattivo, ma per la politica non deve funzionare, perché sennò si vede sempre da un'angolatura diversa. Ma a voi giovani che messaggi arrivano? Lei ha voluto, ecco, calarsi in un ruolo anche importante, perché è un assessorato importante, anche se è un paese, ma le risposte dovete dargliele. Com'è la situazione? Quando lei dice mi chiamano alle 11, beh, rimangono perplessi, se io dico vai tranquillo che ci sono, perché non sono abituati, è tutto spento, tutto chiuso, quelli sono gli orari, dopodiché c'è il vuoto. I servizi sociali chiudono venerdì alle 13, massimo 13:30. Avete capito? Prego, Assessore Vendramini.
Beh, io e sicuramente posso parlare per tutta la nostra giunta, siamo sempre disponibili, anche il sindaco non ha mai messo giorno a chiamata, quando anche siamo insieme lo chiamano 5 volte al giorno e mi fa scusa, devo rispondere, e quindi alla fine di un'ora che ci troviamo parliamo 20 minuti perché è sempre che risponde ai bisogni dei cittadini. È vero che bisogna puntare molto sui servizi alla persona e sulle comunità, perché noi anche adesso sto organizzando un doposcuola per i bambini delle elementari, perché molti mi hanno detto mi dispiace che li vedo fuori anche a far malanni. E poi questi ragazzi non sono dei criminali, perché mi ha parlato questo esempio. Adesso noi siamo un comune di 5.000 abitanti, non voglio fare un esempio troppo specifico perché si verrebbe a sapere le persone, però c'è questa donna che ha raccontato con dei ragazzi quest'estate, mi fa, c'era questo ragazzo che mi faceva penare effettivamente perché voleva attenzione secondo me e non mi ascoltava qui, non mi ascoltava lì, poi rompeva le scatole ai suoi amici. Poi alla fine di questo percorso sono andati i genitori a prenderlo e mi ha detto, è venuto lì, mi ha abbracciato, mi ha ringraziato e mi ha chiesto quando ci saremmo rivisti. Quindi quello di cui hanno bisogno queste persone sì, sono servizi, come dicevamo prima, e che noi stiamo cercando di dare e che sicuramente daremo, come questo doposcuola che sto organizzando con qualche insegnante in pensione, qualche ragazzo che si è reso disponibile per aiutare a fare i compiti. Stiamo anche adesso facendo una serie di incontri con una psicologa mirato all'informazione per quanto riguarda i ragazzi con DSA e per quelle situazioni. Quindi... Spieghiamo cos'è la DSA, perché magari a casa non lo sanno, ma è una cosa che veramente la notiamo tutti in certi ragazzi. Non sono la persona Vabbè, ma in parole semplici sono sì, bambini che mi ucciderà la psicologa con cui stiamo lavorando. Poi la sentiamo. È giusto anche sentire. Io direi iperattivi, ma non si limita a questo, è un argomento però, molto complesso. Diciamo anche così, magari sono quelli che vanno più attenzionati. Ha perso 3-4 ore per spiegarmelo. Allora, però... dottoressa, cosa sono questi bambini, come si comportano? Eppure delle volte basta solo aprire loro l'uscio della porta anche della scuola, dire vai in giardino 10 minuti, poi ritornano più tranquilli. Spieghiamo allora. Allora, a grandi linee, perché non possiamo fare un trattato, esatto. sono disturbi dell'apprendimento. Ok, poi di forma lieve, di forma un po' più grave, diciamo che hanno delle difficoltà, no? Nella concentrazione, nell'attenzione e anche nella codifica, no? Nella codifica proprio di quello che è, per esempio, non so, può essere la lingua italiana piuttosto che la discalculia, quindi nella matematica, possono avere delle difficoltà anche nella grafia. Però sono ragazzi e ragazze o comunque bambini o bambine che non hanno assolutamente nessun tipo di disturbo cognitivo. Attenzione, cioè non è un disturbo cognitivo, intendo dire che non hanno un ritardo, ecco, cioè sono assolutamente bambini e bambine. Guardate, è anche brutto da doverlo dire, cioè, sono assolutamente ragazzini e ragazzine al pari assolutamente degli altri. Vede, dottoressa, perché gliel'ho fatto spiegare? Perché ho avuto la mamma che ha un'associazione di con questo ragazzo e lei addirittura diceva a scuola venivo additata, eccola là, quella è la mamma del bambino, anche dalla stessa insegnante. Lei dice ma come si fa a fare una cosa di questo genere, ma come si può? Perché non sono all'altezza della situazione, bisogna anche essere all'altezza della situazione, bisogna capire e comprendere, e invece se anche nella scuola abbiamo queste figure, lei capisce bene che devo, come ho detto prima, se sono fortunata, ma se non sono fortunata sono guai grossi per me e per la mia famiglia. Allora devo correre, andiamo a vedere anche questo video che la dottoressa Siano ha portato, i bambini raccontano, andiamo a vedere la prima parte. Ciao a tutti, sono Pietro. Ora vi mostrerò, cioè vi leggerò come mi
Come sento quando c'è la coronavirus? Con la coronavirus mi sento debole, ma con tutti mi sento più coraggioso. Tutti i bambini ricevono un superpotere e distruggono la corona del virus. Gesù a Pasqua mi fa trovare nell'uovo di Pasqua un telecomando spegni virus. E qua c'è il bambino che spegne il telecomando, fa sul telecomando spegni, c'è il pulsantino che c'è scritto spegni, ha spento che guardate qui tutti i virus del mondo. Ciao! Guardiamo anche la seconda parte. Continua la raccolta di disegni fatti dai bambini durante questo periodo. Ecco a voi un'altra puntata de I bambini raccontano. Dalla mia finestra vedo iniziare la primavera. Sugli alberi i primi fiori, bianchi, gialli, rosa e un po' violetti, mossi dal vento espandono il loro profumo. È proprio primavera. Se contattarci, questi sono i riferimenti. Avete l'indirizzo mail, i numeri di telefono a cui contattarci suddivisi per mattina e pomeriggio, potete visitare il nostro sito internet o la pagina Facebook, siamo presenti anche su Instagram e sul nostro canale YouTube. Vi aspettiamo numerosi. Dottoressa Siano, quanto importante è ascoltare i bambini e soprattutto capire con i loro disegni interpretati nella maniera corretta, naturalmente con professionisti seri, cosa vogliono esprimere, perché loro si esprimono, loro ti dicono quello che sentono, quello che provano, i colori che usano, che sono fondamentali, quando usano i colori molto bui, molto tetri, molto scuri. È un indice di paura, è un indice che deve far riflettere. Quando è felice il bambino usa colori fantastici, colori veramente che fanno vivere. Prego, dottoressa. Guardi Mirella, se gli adulti, le rispondo così, se gli adulti ascoltassero i bambini, il mondo sarebbe un posto migliore e non è un modo di dire, perché io questo lo vedo anche in tribunale, quando sono i bambini, parliamo veramente di bambini, a dire addirittura a noi adulti, noi professionisti, addirittura al giudice, che cosa realmente vogliono. E lo sanno, cioè i bambini lo sanno. E il discorso poi certo dei disegni, come dice lei, devono sempre essere ovviamente visti e interpretati bene da professionisti, perché si possono fare dei grandi danni, ma veramente dei grandi danni, se vengono mal interpretati. Però le posso assicurare che un bambino o una bambina sono veramente in grado di, se ben sollecitati, non suggestionati, ma sollecitati, possono essere in grado assolutamente di dire come si sentono, che cosa vedono, che cosa sta succedendo e soprattutto se noi veramente dessimo ascolto al mondo interiore dei bambini, le posso assicurare che le cose andrebbero nettamente meglio, perché i bambini sono molto puliti. Però è vero anche, le dico questo, che i bambini purtroppo quando si trovano immersi nei conflitti degli adulti, nei conflitti quelli gravi, nei conflitti quelli grossi, quando si trovano immersi nella violenza e in situazioni di pericolo,
Purtroppo mettono in atto poi dei comportamenti di regressione, mettono in atto dei comportamenti che, torno a ripetere, poi solo veramente un occhio clinico esperto e capace è in grado sostanzialmente poi di capire che cosa sta succedendo. Cioè è un concetto veramente molto complesso, capisce? Però se veramente dessimo un pochino più ascolto ai bambini, soprattutto, ma non solo bambini, io parlo anche di preadolescenti, adolescenti che molto spesso vengono bisfrattati. L'adolescenza, per esempio, è un periodo molto importante e non può essere tralasciata solo col fatto vabbè, un adolescente non capisce niente. Questo assolutamente non è vero. Sono persone, vede Mirella, anche questo, se noi riuscissimo a capire che anche i bambini piccoli, anche i preadolescenti, gli adolescenti sono io le chiamo persone pensanti, cioè persone che hanno un loro pensiero, non sono i nostri oggetti, non sono gli oggetti degli adulti, non sono delle estensioni degli adulti dove... Ecco la connessione. Sì, allora dottoressa Siano, sentiamo anche cosa ne pensa l'assessore Vendramini, però vorrei far vedere il video anche dell'assessore Vendramini per far capire che è l'assessore più giovane d'Italia e lo abbiamo a Mansuè. Andiamo a vedere il servizio. Prende posto in sala consigliare. Qui la carriera di Riccardo Vendramini, 19 anni, fresco di maturità, neoeletto assessore a Mansuè, inizia nel 2014 con l'elezione a sindaco dei ragazzi. Giovanissimo ma appassionato da sempre alla politica, nonostante non sia un figlio d'arte. L'ho sempre avuta, ma sicuramente in modo preponderante in seconda media quando mi sono candidato al consiglio degli studenti e ho vinto e, scherzando ma non troppo, ho detto che nel 2024 mi sarei candidato a sindaco di Mansuè. Quando qualche anno fa cadde un governo, io ero in Croazia in spiaggia, ho preso lettino, asciugamani e sono salito in appartamento a guardarmi tutta la live del Parlamento. Cosa fare per migliorare la nostra condizione e quella del mondo? Ecco perché, ci racconta, mi interessa la politica. Parole che squarciano il buio di una narrazione, quella del mondo giovanile, sempre più appesantita dalle cronache. Appassionato di basket, batterista per diletto e studente modello. Hai una tessera di partito con te? Attualmente no e sono stato contento che la lista italiana sia civica perché lavoreremo per il paese, per i cittadini di Mansuè, non per altro. 87 preferenze prese, come dice lui, battendo casa per casa. Tra i suoi obiettivi, restituire ai giovani e ai meno giovani un luogo di incontro e socializzazione. Faremo questa casa del cittadino e delle associazioni in cui le associazioni appunto di Mansuè avranno più spazio per loro, per gestirsi lo spazio come vogliono, e del cittadino perché spero e mi auspico che questo posto sia un luogo di aggregazione e di incontro. A volerlo fortemente accanto a sé è stato il sindaco Leonio Milanna al suo secondo mandato, che lo accompagnerà in questa avventura. Come lui intende accompagnare i suoi coetanei nell'avvicinarsi alla cosa pubblica per imparare, perché no, ad averne ancora più cura. Quello che decide la politica ricade nelle sue teste alla fine e proverò a farlo cercando di farli partecipare appunto anche con questa carta del cittadino, con questi eventi, perché credo che se un ragazzo si mette a spendersi personalmente per qualcosa poi non va a rovinarla. Allora, Vendramini, la passione per la politica. I ragazzi non hanno passione per la politica non interessa ai ragazzi, non è assolutamente vero. Io ricordo anche il consigliere Tommaso Razzolini che lui ha detto che il suo sogno era quello di diventare sindaco di Valdobbiadene, un sogno nel cassetto fin da piccolo, diventare sindaco del suo paese. Ma come nasce questa passione? Cioè, all'improvviso non credo, un po' alla volta crescendo. Perché cos'è che la attirava Vendramini, che intrigava questo ragazzo che stava crescendo, invece di fare come tantissimi altri ragazzi, orientarsi verso altra cosa, orientato verso la politica? È nata lì alle medie, come ho detto al telegiornale, e questo valorizza la tesi della dottoressa che prima diceva che gli adolescenti sono teste pensanti, perché alle medie avevo già le idee ben chiare e queste idee mi hanno portato qui. E sicuramente aver visto questo disinteresse della politica da parte non solo dei miei coetanei ma anche da parte di queste persone adulte che tuttora mi dicono che non si sentono ascoltate dalle istituzioni mi ha portato a voler essere io il tramite di queste persone per parlare con le istituzioni, quando anche amici, associazioni, cittadini mi dicono che non riescono ad arrivare in un ufficio a fare qualcosa, gli dico vabbè, adesso ci sono io, dimmi cosa serve e
Il prima e il dopo. Posso bypassare uno scalino in più che ha il cittadino rispetto magari a un assessore. E comunque non è così semplice, anche una giunta ha difficoltà, qualche volta non è veloce, non è mettici anche la burocrazia, appunto. Molto tosto. Sentiamo come commenta, devo correre purtroppo perché siamo in chiusura. Allora, dottoressa Siano, cosa vuole dire all'assessore Vendramini invece che sta cercando di far capire io ci sono stato eletto, ma ci sono, anche se non sono gli orari di ufficio. Prego. Allora, intanto ringrazio l'assessore per esserci, perché un ragazzo giovane che si mette a disposizione, che ha voglia di fare, se ne avessimo di ragazzi giovani dappertutto in Italia e magari non solo nei piccoli paesi ma anche nei grandi, saremmo tutti contenti. Quindi largo ai giovani, ma io continuo a dirlo, assolutamente quello che dicevo prima. Guardate che i giovani sono il nostro futuro. Quindi secondo me è lì che dobbiamo puntare, quindi auguro all'assessore veramente una lunga e florida carriera. Allora, dottoressa Siano, prima di lasciarla volevo farle anche questa domanda e chiederle anche un suo parere. Allora, è successo un po' un putiferio su una discoteca qui nei nostri dintorni che ha vietato, così dicono loro i protagonisti, a una coppia di quarantenni di entrare nella sala dedicata ai giovani perché era una sala per loro. Loro si sono molto arrabbiati dicendo che loro avevano pagato il biglietto e avevano il diritto di entrare comunque e dovunque. A un certo momento io ho fatto una riflessione, vorrei farla assieme a lei e anche all'assessore Vendramini. Io ci sono stata nelle discoteche, ci vado, e ci sono i lupi mannari. Chi sono i lupi mannari? Sono quelle persone al di sopra di ogni sospetto, di una certa età, che si introducono in questi ambienti per adescare, che sia ragazzo, ragazza, persone molto giovani, molto fragili, e sono i lupi mannari. Allora, io non so cosa è successo, però non capisco il perché devi entrare proprio là, con quella musica là, cioè ti serve proprio quella. Cos'è che mancava a questa? Cioè per forza si doveva entrare con questi sedicenni, non so, diciottenni, mentre c'era una discoteca enorme con 100 sale, ma io dovevo entrare, perché mi piace quella musica là. Allora io ho fatto una riflessione, o cerchiamo anche di proteggere queste figure dei lupi mannari, perché poi a sua volta diverranno lupi mannari anche quelli adescati, attenzione, perché poi non ce n'è per nessuno, o riusciamo a fermare queste persone che pensano di avere diritto comunque di tutto perché ho pagato il biglietto. Lei cosa ne pensa, dottoressa Siano, da psicologa? Quello che penso, guardi, guardando anche proprio alla società, quindi anche rispetto a quello che mi sta dicendo adesso, è che oggi purtroppo siamo arrivati in una società dove non ci sono più confini, non ci sono limiti e non ci sono più paletti. E questo secondo me è sbagliato, cioè intendo dire che ad oggi sembra quasi che non ci si possa più porre dei limiti. Qualunque cosa io voglia fare la faccio. No, perché bisogna capire che come c'è la mia libertà c'è anche la libertà degli altri e come io esigo rispetto, così anche le altre persone esigono rispetto. Quindi sinceramente le dico, se io ho 48 anni per esempio, io sinceramente di andare a ballare in una discoteca dove ci sono ragazzini che hanno l'età dei miei figli, io mi sentirei un pesce fuor d'acqua, non vedo perché. Ma come non porterei un ragazzino di 15 o 16 anni in mezzo a gente che ne ha 50 a ballare, che poi ci sia una festa dove è una cosa diversa. Se io organizzo in casa una festa, che ne so, fra i miei amici che sono adulti e ci sono anche dei ragazzini o delle ragazzine, cioè capisce che si fa allora un gruppo di persone, è una cosa diversa. Però ci sono dei limiti e dei confini che non dovrebbero essere superati. Ad oggi pare che tutto sia dovuto,
Cioè, se lei guarda la società di oggi, cioè, è una società molto difficile anche per i ragazzi crescere in una società del genere, perché non ci sono limiti, se dici determinate cose non vai bene, non puoi porti dei dubbi, ogni confine è valicabile. E questo non va bene, lo dico proprio da psicologa, perché noi abbiamo bisogno di avere comunque anche dei contenitori nei quali stare e che siano anche dei contenitori anche in base alla nostra età, ok? Poi ci sta che in ogni età noi ci possiamo divertire, nessuno dice di no, però... Sentiamo anche cosa ne pensa l'assessore Vendramini di questo fatto che veramente è andato su tutti i giornali, ha avuto una rilevanza incredibile. Un'opinione parzialmente contrastante, perché credo che il compito nostro della politica, ma anche di chi offre servizi, è di offrire servizi a più persone possibili, se qualcuno ne ha voglia, e le risorse che spendo per mettere a sicurezza e limitare l'accesso al quarantenne a quella discoteca, piuttosto la investirei il doppio per far sì che quella persona possa entrare ma che non possa far danni. Io credo che se una persona vuole ascoltare quella musica può anche essere vero, sicuramente ci sono le condizioni che abbiamo detto, ma sono un'eccezione. E appunto penso che tutti potrebbero usufruire di un servizio aperto al pubblico. Faccio questo esempio. Io ho sempre frequentato le sagre con i miei nonni e apprezzo le sagre, il lavoro che fanno le Pro Loco, e vado volentieri, e se c'è un concerto, un'orchestra di liscio, io vado anche con mia nonna a ballarci per esempio. Quindi secondo il discorso che stiamo facendo, io sarei escluso dalla pista da ballo perché ho 19 anni e non posso andare con mia nonna in quell'ambiente, come lei non può venire magari su quello che sarebbe idealmente preposto a me e ai miei coetanei, ma magari qualche mio coetaneo non ci va. Quindi credo appunto che bisogna spingere per una maggiore sicurezza e evitare che quei quarantenni, cinquantenni adeschino delle adolescenti. E come fai a evitarlo? Se tu lo lasci entrare, non sai chi è, non si esprime perché no, sono al di sopra di ogni sospetto. E poi aspettano fuori il ragazzino che loro hanno addocchiato, perché là è il problema grande, caro assessore Vendramini. Anzi, le inviterei a frequentare un po' di più invece che le sagre e le discoteche, no? Per capire che forse non è abbastanza quello che cerchiamo di fare per proteggere queste fragilità, perché non è là viene fatto la cattura, diciamo, visiva. È il dopo che viene fatto, quando questo ragazzo esce. Prima controlli chi è bene e poi... Allora, dottoressa Siano, come ci saluta? Allora, intanto, se mi posso permettere, ecco, vorrei dire che chi vuole sostenere magari l'associazione Perseo, io già dico grazie, quindi faccio un po' un appello, perché noi viviamo solo ed esclusivamente di donazioni, perché non possiamo prendere fondi pubblici, quindi vi sarei molto grata se volete andare sulle nostre pagine social. Abbiamo anche visto Instagram, prima, che abbiamo fatto vedere. Sì. Esatto, poi vi ringrazio soprattutto per dar voce, ma non a me, non è a me che dovete dar voce, ma dar voce a tutte le persone, quindi sono molto grata del fatto che quando si parla sempre di persone, è molto bello parlare di persone senza distinzione di genere, e ricordatevi che veramente chiunque può essere vittima, come chiunque in un qualsiasi momento della vita purtroppo può diventare carnefice. Quindi io vi lascio con questo pensiero e mi raccomando, quando siete in pericolo per qualsiasi cosa, non dimenticate mai comunque di denunciare e di cercare assolutamente qualche professionista o qualche associazione sul territorio che vi possa dare una mano. Grazie alla dottoressa Fulvia Sianu, Presidente Nazionale Associazione Perseo, vittime di violenza senza distinzione di sesso. Grazie dottoressa. Assessore Vendramini, come ci saluta? Se mi concede 10 secondi per 2 saluti. Intanto ringrazio Mirella per avermi invitato un'altra volta e auspico che risucceda.
Poi volevo fare gli auguri a Nicoletta e Alberto della nostra osteria al centro di Mansuè, che in questi giorni stanno festeggiando i 5 anni dell'attività e so che ci stanno guardando. Allora, auguri da tutti noi, da tutta Sveglia Veneti. Poi naturalmente saluti dei nostri cittadini che so che seguono Sveglia Veneti, e se mi concede un ultimo secondo i miei nonni, che so che sì, sono obbligatorio, sempre bravo, bravo. I miei nonni, queste figure magiche che qualcuno ha ancora la fortuna di avere. Grazie anche a Riccardo Vendramini. Grazie pubblicità. Dal Veneto, dalla Lombardia e anche qua da Bologna, i familiari dei morti sul lavoro, che brevemente vi racconteranno cosa succede in una famiglia quando c'è un evento così tragico. È una cosa che voglio solo ricordare. Sono queste che sono tre donne. Le donne sono speciali rispetto agli uomini che sono così in tutte le cose che fanno. Sono Monica e la mamma di Matteo. Devo un grande grazie a Carlo, siamo stati onorati come famiglia di ricevere l'invito a partecipare a questa mostra e soprattutto... Allora abbiamo sfumato perché purtroppo l'audio Monica Michelin, che è qui presente questa mattina a Sveglia Veneta, non era ottimale, non si riusciva a capire, però eravamo a Bologna, questa mostra per Mattia, questa mostra di questo figlio con un amore incompensabile, perché non si riuscirà mai a capire quanto bene, ma soprattutto la giustizia che fa fatica ad arrivare. Queste morti del lavoro che continuano, Monica, e soprattutto anche da parte di tutta la comunità dovremmo prenderne atto e fare più prevenzione. Tutti quanti qua, non c'è dubbio. Saluto anche da Dollo Pietro Martire, presidente associazione Oltre il Muro, inclusione e disabilità, responsabile CIP Venezia e atleta. Grazie Martire anche a lei di essere qui con noi questa mattina. Allora Monica, buongiorno, grazie a voi. Grazie, perché queste mostre, queste foto, questi video, questo cercare di girare l'Italia in lungo e in largo per far capire l'importanza della sicurezza sul lavoro, perché ormai le morti sono quotidiane. Abbiamo il femminicidio e abbiamo la morte sul lavoro quasi tutti i giorni. Prego. Certo, intanto grazie Mirella come sempre per l'invito, è un onore per me essere qui. Stiamo girando veramente l'Italia e stiamo cercando di smuovere le coscienze di tutte le persone che ci stanno comandando. Il video che abbiamo visto, mi dispiace, l'audio era pessimo, eravamo a Bologna. A Bologna è stata fatta una mostra da parte di Carlo Soricelli, che è un nostro grandissimo amico, e Carlo sta curando l'Osservatorio Nazionale delle Morti sul Lavoro. In quella mostra c'era Mattia e noi ci siamo stati veramente col cuore. Ho respirato su Bologna una sensibilità però diversa da quella che sto respirando e con la quale mi sto confrontando giorno dopo giorno nella nostra realtà. Noi come associazione abbiamo cercato di portare avanti più iniziative possibili, abbiamo fatto delle panchine bianche, abbiamo fatto delle serate sul tema della sicurezza, però io ti dico soprattutto nel nostro paese, a Montebelluna, qualsiasi cosa mi risulta difficile. Addirittura ho delle persone che mi fermano per la strada e mi dicono: Monica, ma cosa stai facendo? Stai sbattendo contro un muro. Io quel muro, aiutata da tante persone, lo voglio buttare giù, Mirella, lo voglio buttare giù per Mattia, ma non solo per Mattia, lo voglio buttare giù per tutti i morti sul lavoro che ci sono. Sentiamo come commenta Pietro Martire, visto che parliamo di muri. Martire, presidente associazione Oltre il Muro, ecco, bisogna riuscire a passare questo muro, a superarlo
per cercare di capire cosa c'è oltre il muro, chi ci ascolta oltre tre muro, quanta prevenzione viene fatta oltre quel muro. Prego, Martire. Beh, la forza in questo caso è donna, e la forza che ha questa mamma di appunto andare oltre il muro credo che sia un po' lo spirito di tutte le associazioni che combattono per il proprio tema, e farci ascoltare e non smettere mai di farlo. Credo che sia una missione molto dura, molto importante, ma che a lungo credo che sicuramente si porta a casa il risultato. Bisogna essere resilienti di sicuro. Non è facile, però sicuramente troverai, bussando a tante porte, troverai il portone giusto prima o poi. Allora, perché questa associazione e perché questo nome Oltre il Muro, Martire? Io da 20 anni a questa parte sono in sedia a rotelle a causa di uno scontro di gioco durante una partita di calcio. Da lì, come mi piace definire a me, è iniziato il mio secondo tempo, e trovavo parecchie difficoltà quando incominciavo a viaggiare con la mia sedia a rotelle. Uno su tutti era il parcheggio per le persone con disabilità, e come dicevo prima, ho bussato a una porta e mi si è aperto veramente un portone quando ho incominciato ad andare a trattare il tema della disabilità nelle scuole, portando un progetto proprio sui parcheggi per le persone con disabilità, e quindi una lezione dove ai ragazzi raccontavo la mia storia, chiedendo a loro cosa pensano della disabilità. Allora le risposte erano molto spesso una persona che non ha amici, una persona che non può fare determinate cose, e dopo gli mostro un filmato della mia vita da quando sono in sedia a rotelle e di quello che faccio da quando sono in sedia a rotelle. E il problema, quando poi raccontavo a loro che andavo in giro, trovavo il posto per le persone con disabilità occupato da chi non aveva diritto, a loro chiedo un aiuto, e quindi con un disegno, un fumetto, far capire a quella persona che sta commettendo un errore grave a occupare, se non ne ha diritto, il posto auto per le persone con disabilità. E negli anni abbiamo, io veramente, è una delle cose più belle che faccio, andare a parlare nelle scuole. Se ho incontrato 18.000 bambini in questi anni, non sbaglio tantissimo, e l'ultimo progetto è andato a coprire tutto il parcheggio per le persone con disabilità della nave di Vero, grazie alla collaborazione con il Comune di Venezia e con gli itinerari educativi del Comune di Venezia. È stato un bel progetto. Marti, ti fermo un secondo, perché c'è una persona al centralino, è Giulia, la nostra Giulia da Venezia. Sentiamo Giulia. Ciao Giulia. Ciao Mirella, buongiorno a tutti e anche ai tuoi cari ospiti che hai là. E in particolare volevo salutarti, Mirella. Mi hai sentita fino adesso? Sì, bene. Sì. La mamma Monica che hai là, Mirella, e anche il presidente, volevo specialmente alla mamma Monica fargli tanti auguri per quel dolore grande che ha nel cuore e di che abbia la forza di sopportarlo. Ecco, questo grande dolore, perché non oso immaginare cosa ha dentro di lei. E dopo, Mirella, volevo chiederti una cosa e dirti una cosa. E siccome hai aperto tutta la settimana con la grande orchestra là, che è una meraviglia, e allora, Mirella, volevo dire di fare tanti complimenti al signor Tullio Giacopini. Ho detto bene il cognome, Mirella? Tullio Giacomini. Perché vedi, Mirella, quando ci metti il cuore, la passione, l'amore, tutto riesce, Mirella, a meraviglia, perché lui ha messo tutto questo per quella orchestra. E allora volevo dire, Mirella, che se tutti quelli che governano mettessero quello che ha messo il signor Tullio,
e le cose riuscirebbero molto più bene. Ti ringrazio Mirella per tutto quello che fai, vi auguro a te, a tutti, una buona giornata e tutto quello che farai Mirella, che hai fatto tanto Mirella. E vi auguro a tutti una buona giornata, ciao Mirella e grazie di tutto. Ciao cara Giulia, allora ti dico che dopo chiuderemo anche Sveglia Veneti con un altro brano, perché veramente vale la pena di ascoltare questi ragazzi, sono i nostri ragazzi, lo dico anche a Martire, un'orchestra enorme di ragazzi dei 12 ai 22 anni, pensate che per questa orchestra sono passati più di 1000 ragazzi, perciò questi sono i nostri bravi ragazzi, questi sono i bravi ragazzi Martire. Allora Monica, una cosa importante da capire è centrare l'obiettivo. Qual è centrare l'obiettivo? Non sono i soldi, tu l'hai detto tantissime volte, è la certezza della pena. Chi sbaglia deve pagare. Da qua non si può scappare, non si può dire un'altra versione. Il problema è che qualcuno questa certezza della pena non la applica, non viene. Tutti chiedono, i cittadini italiani, la certezza della pena, però non arriva. Ecco, qualcuno non sta ascoltando quella che è una priorità ormai per l'Italia e per l'italiano. Prego. Certo, Mirella, noi l'abbiamo sempre detto che il risarcimento economico, come c'era stato proposto a pochi mesi dalla morte di Mattia, con tutti gli zeri che volevamo, a noi non interessa. Io non quantificherò mai, anche se purtroppo dovremo arrivare a questo, la vita di mio figlio. La certezza della pena, questo è quello che noi come famiglia, come associazione stiamo lottando per avere. Ti dico, finora abbiamo anche fiducia nella giustizia, abbiamo fiducia nel giudice, nel pubblico ministero che ha preso a carico il nostro dramma. E vogliamo giustizia che sia una pena certa e questo lo dobbiamo, penso a tutte le famiglie che perdono un loro caro sul lavoro, ma non solo sul lavoro. Chi sbaglia deve pagare, anche perché Mattia, ma come Mattia, tanti altri Mattia, sono morti perché per la negligenza, per la mancanza di sicurezza, per il dio denaro, perché per questi grandi industriali, per queste grandi aziende edili, la sicurezza è un costo, invece la sicurezza, lo dobbiamo dire a gran voce, lo dobbiamo urlare, la sicurezza non è un costo, è un fare, è un salvare una vita umana e la vita, l'ho detto tante volte, è una e unica e quindi va salvaguardata. Sentiamo Giovanni da Mestre, vai Giovanni. Sì, volevo dire della certezza della pena, ma qua si parla della certezza della pena. Sì, si parla della certezza della pena, ma ad esempio quella signora che ha arrostato quel povero disgraziato di ladro, che lo ha ammazzato in quella maniera e poi si è presa la borsetta e tranquillamente se n'è andata via, ma è ai domiciliari, non esiste la pena, non esiste la magistratura per i poveri disgraziati, ma neanche per loro, perché prendono uno che ha 20 capi d'accusa, il giorno dopo è fuori, cioè l'Italia non c'è niente, a differenza di altri paesi in cui sono stato, provo ad andare in Slovenia, per dirne una, che era l'ultima dell'Europa è un'ottima nazione adesso. In Italia che c'è tante parole e non si fa niente. Poi non parliamo di quella signorina che ha sepolto 2 neonati. La famiglia non si è accorta di niente, aveva le perdite di sangue. Sono andati in America li hanno avvertiti e ha detto tenetemi informati. Ma quella ragazza lì è ancora ai domiciliari, ma dovrebbe starsene non in galera, in manicomio, ma questa non è Italia, è tutta una schifezza
e basta, perché la magistratura non esiste. Grazie Giovanni, abbiamo sentito le riflessioni di Giovanni, allora invece andiamo a vedere i buoni esempi, andiamo a vedere questo video di Pietro Martire, Associazione Oltre il Muro. Di Indianapolis è buia ma ricordo il tuono e il pubblico è un universo sordo, poi che mi viene da ridere e faccio per alzarmi che oggi devo correre e sto facendo tardi, poi che mi guardo e vedo ma ci sono le stelle fuori e un mare di colori. Se non potrò correre nemmeno camminare, imparerò a volare, imparerò a volare. Partirai per Itaca, ti aspetta un lungo viaggio, è un mare che ti spazza via i remi del coraggio, la vela che si strappa, il cielo in tutto il suo furore, però per navigare solo, ragazzo, basta il cuore. Qui si tratta di vivere, non d'arrivare primo, e al diavolo il destino. E se non potrai correre nemmeno camminare, ti insegnerò a volare. Allora, Pietro Martire, io ho avuto un ospite che ha spiegato l'importanza di una card che viene data dall'INPS, completamente gratuita, dove su questa card ci sono tutti i tuoi dati, perciò non serve più che tu esci da casa con fogli, foglietti, borse, borsoni, perché all'interno è scritto tutto. Perciò tu puoi girare per i centri storici, puoi parcheggiare, puoi andare a fare qualsiasi acquisto, con questa carta hai tutto dentro i tuoi dati. Lo sa che la maggioranza degli sindaci che ho avuto ospiti non conosceva questa card? Prego Martire. Immagino, si chiama Disability Card, è una Bravo. carta che addirittura europea, ti fa entrare in musei, mostre e quant'altro in una maniera gratuita o comunque con uno sconto anche per l'accompagnatore. Sono un po' quelle cose per le persone con disabilità che spesso sono poco conosciute. Però diciamo che io cerco sempre di guardare il lato positivo e il bicchiere mezzo pieno, e quindi certezza della pena e quant'altro, sono sicuro che da qualche parte qualcosa di buono c'è. Basta trovarlo, basta lavorarlo e cercare di fare meglio il più possibile. Quindi con questa Disability Card, che è già attiva da diverso tempo, è da farla conoscere e che i nostri amministratori siano pronti a usarla nel modo più corretto possibile, come un progetto che c'è anche in Regione Veneto per quanto riguarda la ZTL. La Regione Veneto è stata la prima a mettere in atto si chiama praticamente, quando io entro in ZTL dovrei comunicare la targa e che sono possessore del tagliando per le persone con disabilità. Lo devo comunicare, ad esempio vado a Padova, al comune di Padova. Invece la Regione Veneto ha fatto che io, residente ad Olo, comunico la mia targa che è associata al tagliando per le persone con disabilità che mi spetta di diritto,
Una volta comunicato la targa, quando io entro in qualsiasi ZTL in Regione Veneto, fanno un controllo incrociato prima di emettere la multa, e così vedono che la mia targa registrata nel mio comune è associata al mio tagliando disabili, e così non mettono la multa. Però non tutti i comuni del Veneto hanno aderito a questa bellissima iniziativa, e quindi anche qui è un'altra parte dove bisogna... Vede Martire, qui c'è un problema, che io non devo essere fortunato o avere il coraggio di dire quello che faccio e dove sono. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto. Ennio Bigliato, che non so se lei lo conosce, perché lui è un'associazione ed è stato lui che ha portato la Disability Card, che nessuno conosceva, glielo posso assicurare, pochissimi, se non qualche addetto ai lavori, è andato in un'altra regione d'Italia e lui ha preso la multa perché non avevano i dati necessari per far capire, non avevano come si dice, fatto rete con queste nuove modalità. Allora lui ha detto: adesso devo ritornare un'altra volta in questa regione, devo fare tutta la Capisce Martire che non può funzionare così, perché lei è una persona forte, è caduto, si è rialzato, calciatore. Ma chi non è forte, che è fragile, a chi si rivolge? Dove va? Che non abbiamo neppure il nome delle associazioni di volontariato. Nel momento che sei dimesso dall'ospedale vai dal medico di famiglia, e il medico di famiglia non ha neppure le associazioni di volontariato dove può andare questa persona che è in crisi. Io capisco di vedere il bicchiere mezzo pieno, lo dice a una che il bicchiere lo vede sempre quasi pieno, ma capisce che faccio fatica quando c'è una cosa che aspetterebbe di diritto e non viene fatta perché non ho tempo, non mi sono interessato, c'è qualcun altro che lo deve fare, passano il cerino, e a chi va il cerino? Sempre le associazioni di volontariato. Monica, sì, cosa vuoi dire? Sono pienamente d'accordo con te, Mirella. A volte è comodo anche non sapere le cose o far finta di non saperle. Anche nel nostro caso non è sempre facile. Il Martire diceva sfondiamo il portone. A me basterebbe sfondare anche la finestra e poter entrare da qualche parte dove finora non siamo riusciti né a smuovere le coscienze, quindi non è facile. Per me è molto difficile e mi sto scontrando sempre più con realtà che cercano di di soffocarmi, perché la voce di una mamma che grida per la morte di un figlio qui da noi è una voce che disturba i grandi e i potenti e i ricchi soprattutto. Allora andiamo a vedere anche questo ultimo mortale a Marcon. Purtroppo cos'è successo? Ho detto in questa settimana sono successe più di 2 o 3 vittime, sfortunatamente. Andiamo a sentire. L'incidente è avvenuto presso l'officina situato sotto la casa dell'anziano in via Bellini. Mentre cercava di spostare un tornio, Mazzon è stato travolto dal pesante macchinario, riportando ferite gravissime che si sono rivelate fatali. L'88enne, che aveva da tempo lasciato la gestione dell'officina a un figlio, si trovava comunque spesso in azienda. Questa mattina io ero dentro in ufficio e ho sentito un tonfo, e dopo stava spostandosi appunto questo macchinario e dopo non so sinceramente le dinamiche. Io sono andato là, ho visto la scena e dopo non si poteva più fare niente. Perché lo voleva spostare? Da come ho capito era da buttare via, perché non si usava più, si è buttato a ferro vecchio. Immediatamente sono scattati i soccorsi, i vigili del fuoco di Mestre sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area e liberare l'anziano dal macchinario. I sanitari del 118, accorsi subito sul posto, hanno prestato le prime cure, ma le condizioni dell'uomo sono apparse subito critiche. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvarlo. L'incidente ha attivato anche i tecnici dello Spisal per i rilievi del caso e per accertare la dinamica dell'incidente che ha scosso profondamente la comunità di Marcon. È una famiglia molto conosciuta in paese, tra l'altro come avete visto l'attività commerciale è proprio nel centro, nel cuore della frazione di Gaggio, una famiglia davvero unita e su cui tutta la popolazione di Marcon conosce e stima. La scarpa del nonno giace a terra, lì dove Mazzon amava passare del tempo, accanto il nipote disperato, consolato da amici e parenti. Non è la prima tragedia che colpisce la famiglia Mazzon. Nel 2008 la moglie di Damiano, Maria Ornella Guerra, perse la vita in un incidente stradale sulla bretella Miralanza. Ero con Carlo Attrezzi qua dell'officina
a mira e praticamente ha fatto lo scontro frontale, è morta la moglie. E che però aveva superato grazie appunto all'appoggio dei figli che sono sempre presenti, è veramente una famiglia unita. L'anziano lascia 3 figli, Romina, Roberta e Riccardo. Allora Monica, io vorrei che tu facessi un appello, perché delle volte proprio la superficialità, a me non capita, sono forte, 88 anni all'interno dell'azienda. Ecco, questo uomo che non aveva paura di niente e lui si sentiva in grado di lavorare, però c'è un limite che nessuno può superare, che è quello della sicurezza. Prego. Certo, quello che noi stiamo appunto portando avanti è proprio questo, ci deve essere sicurezza nei cantieri, ma in qualsiasi posto di lavoro. A volte la superficialità di dire ma sì, tanto a me non capita, oppure sì, tanto faccio presto, faccio qua, faccio là. No, la morte è proprio sempre dietro alle spalle per questi poveri operai, per questi poveri lavoratori. Quindi è un obbligo, io direi, proprio quello della sicurezza, del caschetto, delle revisioni, perché purtroppo Mattia aveva il caschetto, aveva tutto, però la gru che gli ha scaricato il carico addosso, più vecchia di lui, non aveva assolutamente nessun controllo né niente, quindi è vero, e questi ingegneri che sono addetti alla sicurezza nei cantieri, nei luoghi di lavoro, devono fare il lavoro con coscienza. Non è possibile essere ingegnere in 22 cantieri e poterli tenere tutti sotto controllo, quindi veramente c'è da metterci una mano sulla coscienza. E ritorno, chi sbaglia deve pagare, non basta il risarcimento economico, perché queste mega aziende che poi pagano le assicurazioni non hanno problemi economici, però torno a ripetere, la vita è una sola e va salvaguardata. Sentiamo come commenta e come ci saluta Pietro Martire. Prego Pietro. Sì, io intanto vi ringrazio ancora per avermi chiamato, è sicuramente un tema, quello della sicurezza sul lavoro, che va avanti da tanto tempo e siamo ancora qui che parliamo di morti sul lavoro. Bisogna continuare a avere la forza che ha Monica e continuare a andare a bussare e a buttare giù quelle porte che fanno fatica ad essere aperte. Quindi vi saluto dicendovi di non mollare mai e di cercare tutti insieme di andare oltre il muro. Grazie. Grazie a te Pietro Martire, continua anche tu con queste importanti associazioni. Avete visto tanti bambini, è là che si inizia a fare la prevenzione. I bambini sono spugne che assorbono, ma se i messaggi sono positivi loro assorbono il positivo e non il negativo. Proprio dobbiamo iniziare da là a fare prevenzione e sicurezza. Sentiamo anche come ci saluta Monica Michelin e come messaggio, che messaggio vuoi dare? Allora, io volevo leggere, se è possibile, questa poesia. È una poesia che Carlo Soricelli ha dedicato a tutti i morti sul lavoro del nostro paese. E recita così: era attaccata al muro delle farfalle bianche, un muro che abbiamo inaugurato a Bologna il 1° maggio, dove ci sono 300 volti di persone, uomini, donne, che hanno perso la vita nel posto di lavoro. E appunto in questo muro c'è anche la foto di mio figlio, di Mattia. 300 morti sul lavoro a Palazzo d'Arcusio. Siete qui dentro il palazzo, sul muro delle farfalle bianche. All'esterno, sulle stesse mura, i partigiani, i resistenti con il loro sacrario. Loro sapevano chi erano i nemici, loro sapevano chi dovevano combattere. Voi, morti, come in guerra nella guerra del lavoro, avete nemici col volto sorridente, promettevano il benessere se correvate di più. Un nemico invisibile, ammiccante e suadente, con colori smaglianti, quel mondo migliore per voi, il vostro muro trasuda sangue, è il vostro. Ma chi ha ucciso voi che ci guardate? I partigiani fuori,
conoscevano il nemico con consapevolezza, lo combattevano, voi col corpo stanco, giovane e vecchio, di uomini e donne, di giovani cresciuti in fretta, andavate verso la morte, a petto nudo, senza ripararvi e senza difese, e forse ancora vi chiederete chi era il nemico. Ecco, bellissima. Complimenti Monica per questa struggente poesia che fa capire quanto dolore, ma quanta speranza in attesa della verità che prima o poi dovrà arrivare, e noi speriamo che arrivi. E adesso vi lascio con questa orchestra Giovani Musicisti Veneti diretta dal maestro Francesco Pavan, Sinfonie di un dono, e buona domenica.